Eccoci qua, allora, perdonate il ritardo di questi 3 minuti, ma dovevamo un attimo sistemare delle cose tra di noi per questa live. Direi che siamo perfettamente in orario circa, però insomma siamo connessi e quindi bentornati su Parresia. Di cosa parliamo oggi? Beh, credo che avrete sicuramente visto la copertina. Da un certo punto di vista credo che l'abbiate anche attesa questa live, ovvero si parlerà del fronte europeo, insomma, questa zona di guerra, ma ovviamente della guerra dei 7 anni. Una guerra sanguinosissima, una guerra che per quanto sia durata per l'appunto 7 anni, come dice il nome, perché la fantasia è questa qui, tuttavia è considerata la prima guerra mondiale d'età moderna, realmente definibile, ecco, in questa maniera, perché di fatto non prende solo questo piccolo ma sanguinosissimo teatro di cui parleremo oggi, che è appunto quello europeo, ma ovviamente tutta la parte in realtà coloniale, che vi consiglio, almeno per quanto riguarda il fronte nordamericano, di recuperarvi la live con Michele Angelini che abbiamo fatto. Quindi è come se questa fosse di fatto una seconda puntata, ecco, di questa serie che faremo. Io poi cercherò altri esperti per anche vedere il fronte indiano e il fronte caraibico, che sono gli altri fronti caldi, ecco, diciamo, di questa guerra. Ma oggi parliamo di quello europeo e lo faremo con un grande e gradito ritorno, il nostro ospite Giovanni Cerino Badone, che io saluto molto volentieri. Ti ringrazio di essere qui. Ciao Giovanni. Ciao Luca, un saluto a tutti e grazie dell'invito e insomma non vedo l'ora di affrontare con voi questo fronte europeo della guerra dei 7 anni. Allora, Una piccola precisazione prima di iniziare, che secondo me è doverosa. Allora, chiedo scusa a tutti insomma, immagino che ci siano delle attese molto forti e delle aspettative alte nei confronti di questo video. Allora, tutto ciò che non sarà detto è colpa mia, non di Luca. Ho fatto delle scelte editoriali, altrimenti avremmo dovuto fare puntata 1, 2, 3 del fronte europeo. Ora, è chiaro che io mi sono concentrato su cosa? Sulla narrazione degli eventi. Quindi ci saranno degli inserimenti su quello che è l'analisi dell'esercito prussiano, chiaramente, e dell'esercito austriaco, che sono i due grandi contendenti. Chiaro che non entrerò nel merito, ad esempio, delle tattiche, degli armamenti, di ciò che era la macchina militare, soprattutto prussiana e austriaca, dal momento che meriterebbero una puntata a parte e ci costringerebbero a fare una live monstre di 5 ore, ma credo che insomma va al di sopra delle nostre capacità umane. Ma detto questo, chiaramente serve, ecco, questo primo approccio alla guerra dei 7 anni ad avere un affresco generale di quello che è stato questo conflitto in Europa, con quelle che sono le scelte strategiche operative, soprattutto da parte dei contendenti, e quello che è stato poi l'esito non del tutto scontato, soprattutto da un punto di vista sociale e umano, che molto spesso evitiamo di dire. Ecco, abbiamo i nostri supereroi, no? Come Federico il Grande e altri, il maresciallo Daun, eccetera, eccetera. Però molto spesso dimentichiamo che sono uomini con passioni, istinti e scelte che non sempre fanno fede ai titoli a cui diamo, ad esempio il Grande, ma non voglio spoilerare troppo. sì, infatti poi ne parleremo. Tra l'altro faccio un piccolissimo spoiler già del finale, voglio dire, di quello che poi sarà la pace di Hubertusburg. Cioè, sembra ogni volta, almeno sui libri di storia e sulla manualistica, notiamo sempre che di fatto nel fronte europeo non cambiò in realtà molto, diciamo, da un punto di vista geografico forse, no? Delle zone di pertinenza. Però è ovviamente imprescindibile notare che la figura di Federico II il Grande e specialmente dello Stato che governava, cioè la Prussia, diciamo si inserisce tra i grandi, tra le grandi potenze, specialmente qui in questa guerra. Certo. Ovviamente se noi invece allarghiamo molto di più la nostra visuale, notiamo invece che dal punto di vista coloniale c'è una sonora sconfitta della Francia,
e lo strapotere della Gran Bretagna, ma su questo, torno a dire, riguardatevi a questo punto, recuperatevi la live che abbiamo fatto sulle guerre franco-indiane fondamentalmente, e che, tra parentesi, inizia qualche anno prima e poi si innesta all'interno della guerra dei 7 anni e poi anche quindi del fronte europeo. Detto questo, tu hai preparato ovviamente delle bellissime slide che io agevolo. Tra l'altro è molto bello il concetto che ci hai dato e a questo punto io, se posso, vado direttamente qui, questa cosa del concerto un po' mozartiano, strizzo l'occhio perché la prossima slide mi è piaciuta veramente tanto e quindi a questo punto ti do la parola, poi magari ogni tanto ovviamente interverrò io, quindi a te la parola. Bene. Giovanni, e grazie. Allora, La guerra dei 7 anni, opera in 5 atti, regia di Luca Alsabach e Paresia e direzione di Giovanni Cerino Badone. Diamo fiato agli ottoni, corde e violini e iniziamo con la prima slide, con questa apertura, questa overture che appunto ci manda nella nostra introduzione. Passiamo alla prossima slide, prepararsi alla resa dei conti. Allora, questo prepararsi alla resa dei conti cosa vuol dire? Vuol dire che finita la guerra di successione austriaca gli stati si organizzano e si organizzano prima di tutto da un punto di vista fiscale, sociale, amministrativo. Cioè la realizzazione dei catastri di Maria Teresa, le riforme fiscali. A chi studia queste materie dal punto di vista universitario piace pensare che siano stati mossi da un senso di cambiamento sociale, di razionalizzazione dello Stato. In realtà tutto questo nasce per la necessità di avere uomini, mezzi e denari per il prossimo grande conflitto europeo che tutti sapranno esserci una volta siglata la pace di Aquisgrana, che è più una tregua che non una vera e propria pace generale europea. E questo, signori, non c'è altro da dire su quelle che sono le grandi riforme di Maria Teresa. Il catasto viene fatto soprattutto per avere una razionalizzazione delle rendite catastali, appunto, scusate il gioco di parole, per finanziare il nuovo conflitto che sta arrivando. E cosa avviene? Avviene che nel frattempo l'Italia è stata, bene o male, neutralizzata con i vari trattati, patti di famiglia tra Francia e Spagna, e quindi il Regno di Sardegna, che avrebbe voglia di partecipare a questo scontro, non parteciperà, nonostante le lusinghe, i pagamenti, i tentativi disperati anche della corte inglese di portare il Regno di Sardegna, quindi l'Italia, come parte attiva del fronte. Ma avvengono delle cose molto interessanti. Prima di tutto l'Inghilterra si rende conto che l'Austria, data anche le non esaltanti prestazioni dell'esercito asburgico nella fase iniziale della guerra di successione austriaca, potrebbe non essere il partner adatto per il futuro conflitto. Chiaramente l'obiettivo rimane sempre la Francia e i suoi domini coloniali. Ed ecco che nel 1756 viene siglata un'alleanza difensiva e anche un po' offensiva tra Inghilterra e Prussia. Quindi si incomincia a mettere da parte l'Austria e si approccia a Federico. Quindi potete immaginare cosa può capitare alla corte di Vienna davanti a una notizia del genere. E ne approfitta subito una persona molto abile, che è il primo ministro di Maria Teresa, il Wenzel Anton von Kaunitz, il quale approccia immediatamente la corte di Francia e dice: sentite, ci siamo fatti la guerra negli ultimi 150 anni, da quando Luigi XIV è salito al trono, anzi da quando è stata inaugurata la via di Fiandra dopo Cateau-Cambrésis e soprattutto nelle ultime guerre di successione. Perché non cerchiamo di mettere da parte i nostri antichi attriti? Secondo me abbiamo un nemico comune attualmente, che è per noi la Prussia, e vogliamo l'Algesia, per voi l'Inghilterra. Ed ecco che avviene quella grandiosa rivoluzione diplomatica con i trattati di Versailles del 56-57, che ribalta completamente la bilancia diplomatica europea, con i due antichi nemici, accidenti, Austria e Francia, che diventano sostanzialmente alleati. L'Italia, vedete, bandierina verde fuori gioco, dal momento che non è più di interesse della, usiamo questo termine che adesso va molto di moda, della geopolitica europea, non è più l'oggetto del contendere, ma al contrario è la Germania il nuovo grande obiettivo. Chiaro che a Kaunitz non basta solo l'alleanza con la Francia,
il suo intento è proprio quello di annientare o comunque fortemente ridimensionare il regno di Prussia. Ed ecco che viene siglata un'alleanza con la Russia, la quale era già entrata in parte nella guerra di successione polacca, e con la Svezia. E vedete dalla mappa che da un punto di vista terrestre la Prussia è completamente circondata. Sì, sembra un po', se posso dire, la situazione che un po' aveva la Francia con gli Asburgo di Spagna e il Sacro Romano Impero dall'altra, no? C'è questa costante essere circondato da nemici e questa quasi tenaglia che ovviamente arrischiava molto i sovrani prussiani, Certo. perché adesso si deve parlare di sovrani di Prussia, non più solo di elettori. Ecco. E più non sovrani in Prussia, come Esatto. ricorderete chi ha seguito la live precedente, abbiamo avuto una discussione, vedevo appunto nel lato della paginata sul concetto di sovrano in Prussia, sovrano di Prussia. E ecco, l'unica cosa, soprattutto per i più, ecco, quelli che conoscono meglio la storia di questo periodo, non entreremo, non parleremo di un conflitto a latere di questo, che è il conflitto tra Spagna da una parte e Portogallo e Inghilterra dall'altro, che coinvolgerà 1760, 61, 62, forse anche 63 se non vado errato, perché rappresenta, sì, rientra nel grande insieme della guerra dei 7 anni, ma è un conflitto regionale a questo punto, però importante, ma che riguarda principalmente le colonie di Spagna e Portogallo. Torniamo ai nostri. Sì, scusami, su questa cosa dico anche una piccola cosa. Perché? Perché di fatto la Spagna aveva ovviamente siglato per ovvi motivi anche dinastici con la Francia dei trattati appunto di mutua difesa specialmente, e il Portogallo invece, come, come posso dire, da storia anche futura insegna, Esatto. era sempre comunque alleato della Gran Bretagna, tant'è che poi è grazie anche alla Gran Bretagna che di fatto e dal suo blocco navale anche lì che molte navi francesi verranno appunto distrutte. Non a caso, perché il Portogallo in quegli anni ottiene il monopolio della produzione di oro mondiale, e avere l'alleanza di questi signori consente di contrarre debito in maniera illimitata. E cos'è la cosa più costosa? La produzione di navi. Chi fa tante navi? La Gran Bretagna. E voilà, cioè, ci siamo detti la ragione di questa interessatissima alleanza tra Londra e Lisbona. Bene, l'Austria piano piano apparecchia il suo nuovo esercito, perché nel contempo gli eserciti vengono riformati e si preparano, e avvengono i primi fuochi. E i primi fuochi chi li accende? Ma chiaramente il nostro Federico di Prussia. Cosa avviene? L'intelligence prussiana è avvisata del fatto che questo grande apparecchio diplomatico ormai è in atto, e Federico interpreta questa cosa come un attacco imminente al suo paese. Certo, la lettura è corretta, la tempistica è sbagliata. Cosa fa? Immediatamente mette sul piede di guerra il suo esercito e attacca in maniera preventiva, del tutto inaspettata, l'elettorato di Sassonia, che ritiene essere il suo avversario più pericoloso, in quanto i confini dell'elettorato di Sassonia sono a ridosso della Prussia, addirittura della capitale Berlino. Il paese viene a sorpresa completamente invaso, occupato, l'esercito sassone si raduna sotto le alture di Königsberg e quindi della città di Pirna, e lì viene circondato dalle forze prussiane. Federico e i suoi si recano ad Dresda, sforzano i forzieri scusate il gioco di parole, forzano le casse di sicurezza delle cancellerie dell'elettorato al fine di trovare i documenti compromettenti. Non trovano nulla, con loro grande sorpresa, ma ormai la miccia di questo grande conflitto è stata accesa, e la detonazione chiaramente è semplicemente ormai è imminente. Tra l'altro, se posso, scusami, se posso aggiungere un'altra cosa, poco prima in realtà dell'invasione fondamentalmente di Federico in Sassonia, la prima, diciamo, escalation non riguarda esattamente Federico e la Sassonia, ma dobbiamo andare più sulle Baleari, tipo Minorca, dove ci fu appunto uno scontro tra Francia e Inghilterra per ovviamente il possesso di forti e quant'altro, e paradossalmente qua tra l'altro fu l'Inghilterra, se non ricordo male, a
a non tenere, quindi di fatto a fallire. Lo stesso comandante del forte, anzi non il comandante del forte, scusatemi, ma colui che fu inviato per proteggere il forte nella zona, se non ricordo male, di adesso Port Manor, non mi ricordo, comunque il capitano della Monarch, se non ricordo male, era la nave, venne praticamente poi, insomma, passato a suon di fucilate a casa propria, ecco, diciamo così, quindi in Inghilterra. E però questo scatenò veramente, da un punto di vista mediatico, l'opinione pubblica inglese, e di conseguenza poi fece sì che poco dopo la stessa Gran Bretagna poi dichiarò guerra effettivamente alla Francia, e poi da lì tutto il troncone Certo. della parte, diciamo, delle colonie. E poi ovviamente invece sul teatro europeo abbiamo ancora di più, invece abbiamo questa situazione. Scusami per l'interruzione. Di nulla, figurati. E, anzi, doverosa interruzione. Federico scende con i suoi, circonda l'esercito sassone, che non è ancora sul piede di guerra, sono circa 18.000 gli uomini dell'esercito sassone accerchiati a Pirna, e lì di fatto li assedia. È un campo trincerato appoggiato su queste alture, in una zona nota come la Svizzera della Sassonia, molto particolare e spettacolare come area. Chiaramente l'impero asburgico interviene direttamente nel conflitto. Chiaro che la campagna si presenta già con le sue difficoltà. Una forza d'osservazione prussiana, qui abbiamo segnato con il numero 3, rimane in Slesia allo scopo di fissare una parte delle forze austriache. I passi della Slesia consentono di scendere direttamente su Praga, comunque sulla parte centrale della Boemia. Non di meno gli austriaci ci provano, e il 1 ottobre del 1756 affrontano l'esercito prussiano a Pirna. Devo dire che Federico è molto leggero in questo combattimento, nel senso che non ha una grande stima dell'avversario, ricordandosi di quanto non avevano fatto, o comunque di quanto poco erano stati come avversari durante la guerra precedente, e ne ha una grande sorpresa. Gli austriaci si sono addestrati duramente, hanno compiuto delle riforme militari importanti dal punto di vista dell'addestramento, della tattica, della pianificazione e anche della gestione dei comandi, della creazione di uno Stato Maggiore efficace. E a Pirna, o comunque scusate, a Lobositz, la vittoria è dal punto di vista tattico austriaca. Certo che l'obiettivo degli austriaci cos'era? Non era tanto infliggere una sconfitta diretta all'esercito prussiano, quanto liberare l'esercito sassone. Quindi si sganciano dal campo di battaglia e cercano di raggiungere Pirna, che per varie ragioni non ci riusciranno, e Federico ne avrà buon gioco da un punto di vista mediatico, propagandistico, nello sbandierare ai 420 la sua vittoria di Lowositz. In realtà lui stesso se ne renderà conto, perché abbandonerà il campo di battaglia ai suoi comandanti in seconda, e di fatto si rende conto che l'avversario che dovrà affrontare in questa guerra non è più lo stesso. Lui stesso dirà: non sono più gli austriaci di una volta. Nel contempo immediatamente inizia la levata di un nuovo esercito. I sassoni si arrendono il 14 ottobre del 1756, vedete, pochi giorni dopo la battaglia di Lowositz. Questo quadro di Bellotto raffigura la battaglia di Königstein, che ancora oggi è così come la vedete, zona spettacolare da visitare, e i 14.000 sassoni che si arrendono vengono immediatamente inglobati nell'esercito prussiano, che è in una fase di fortissima espansione. Diserteranno quasi tutti tra l'inverno e la primavera, però non di meno è un indice molto chiaro di quello che ci si aspetta nei mesi successivi. Proseguiamo. I mesi successivi sono l'anno del trionfo prussiano, cioè i più grandi trionfi di Federico il Grande avvengono effettivamente nel 1757. È un anno molto importante, perché se l'anno precedente era stato l'anno dell'attacco preventivo, qui abbiamo la Prussia che deve difendersi sostanzialmente a 360 gradi, nord, sud, est, ovest, è di fatto circondata. C'è un vantaggio, certo, di avere la posizione centrale e nello scegliere, ecco perché si parla di difesa a livello strategico, offensiva a livello operativo, nel senso che Federico, avendo una forza armata in questo momento all'apice delle sue capacità, uomini addestrati, ben equipaggiati, motivati,
perché anche questo dobbiamo dirlo, per la difesa di quello che si chiama, proprio perché loro lo concepiscono così, la madrepatria, nonostante una fortissima aliquota di mercenari volontarizzati, cioè rapiti in giro per l'Europa, comunque il nocciolo era composto dalle fanterie del Brandeburgo, scelgono quale avversario affrontare per primo e colpirlo in maniera decisa, quindi affrontarlo in una battaglia campale con lo scopo di distruggerlo. Una battaglia, un nemico eliminato. E il 1757 inizia così. E chiaramente il primo avversario che Federico decide di affrontare è l'Austria, vedete col numero 1. Toccherà poi successivamente ai francesi, a est eventualmente per la difesa della Slesia, e poi vedremo cosa succederà ancora più a est, mentre a nord un corpo di osservazione, di spedizione svedese si sta formando nella Pomerania svedese. Queste sono sostanzialmente le minacce che l'esercito prussiano deve affrontare, con una linea principale di difesa che chiaramente è vista nei confronti dell'Austria, che è il nemico numero 1, che sostanzialmente corre a ridosso della catena montuosa che separa la Boemia dalla Sassonia propriamente detta. La Sassonia diventa di fatto lo spalto, la zona cuscinetto tra i territori dell'impero e la Prussia propriamente detta. Tenete conto che la Sassonia occupata viene letteralmente spremuta come un limone dal punto di vista finanziario, materiale e anche umano, nel senso che reclute di uomini per rimpolpare i reggimenti prussiani vengono prelevati direttamente in Sassonia. Quindi un paese che man mano che passerà il tempo, gli anni, diventerà sempre più povero da tutti i punti di vista. Bene, andiamo allora, a vedere sì. Se posso interrompere nuovamente, perdonate, però insomma ci sarebbe veramente un sacco di roba da dire, ma secondo me anche le motivazioni, ecco, e le giustificazioni stesse di Federico II forse vanno proprio lette dalle sue parole, che io qua cito perché me le sono segnate, sono del luglio del 57, e Federico II dice: ciascuno sa che i disordini che agitano l'Europa hanno avuto avvio in America, che il contrasto divampato tra inglesi e francesi sulla pesca dello stoccafisso e su certi territori incolti in Canada ha dato l'impulso alla guerra sanguinosa che ha gettato il nostro continente nel lutto. Quel conflitto era così lontano dai possedimenti dei principi tedeschi che è difficile capire come abbia fatto l'incendio a propagarsi da una parte del mondo a un'altra, che in apparenza non ha alcun collegamento con la prima. Grazie all'arte di governare del nostro secolo, tuttavia, oggi non c'è disputa nel mondo che, per quanto piccola, non riesca a colpire e a dividere nel giro di breve tempo l'intera cristianità. Cioè, praticamente, cosa succede? Che Federico II riduce un po', fa un po' una reduzione del proprio ruolo a quello che ha reagito, a colui che ha reagito e basta, ok? Realtà, a qualcosa in realtà di esterno. Per quanto poi un'altra cosa, secondo me, dalle sue parole emerge, forse in via quasi ideologica e anche propagandistica, è la tra virgolette, importanza della cristianità. Siamo in un periodo ovviamente ben lontano dalle guerre di religione e dalla guerra dei 30 anni, però comunque rimane e permea questo fatto che la Prussia è paese protestante che si scontra, guarda caso, con il paese cattolico per eccellenza, cioè in questo caso l'Austria e anche la Francia, ovviamente. Come uno specchio dall'altra parte c'è l'Inghilterra, anch'esso paese comunque anglicano, protestante, quindi ecco, c'è già questa cosa. L'unico problema è che l'atto, diciamo, di inizio di tutto questo è l'attacco a un altro paese protestante, certo, che è la Sassonia. Quindi è un po' particolare tutto questo. Prego, scusami. Di nulla, anzi, ripeto, ogni volta che devi intervenire tranquillamente senza problemi, anzi, perché questi tuoi interventi completano le cose che io vado andando a sfrombattuto molto spesso proprio supero in un balzo e neanche le colgo in me.
Le guerre di Federico, quindi Federico combatte, questo l'avevamo già visto, tre conflitti europei, nella sua concezione comunque è costretto ad affrontare necessariamente due o più fronti e i suoi conflitti, le sue campagne devono essere brevi e soprattutto efficaci e chiaramente estremamente sanguinose. Se proseguiamo, vediamo gli altri diktat delle sue guerre, quindi guerre brevi, nemici sconfitti rapidamente grazie a un esercito numeroso e ben addestrato, alla casta di ufficiali di Juncker, provengono dall'insieme di Juncker, cioè gli aristocratici proprietari terrieri, soprattutto della zona orientale del suo regno, preparati, consapevoli del loro ruolo e della loro importanza sia sociale che militare. Un approccio manovriero aggressivo nei confronti dell'avversario, quindi la battaglia non è quell'accidente che potrebbe capitare, diventa veramente uno strumento di strategia del comandante in capo e dei generali che devono scendere sul campo di battaglia. Sempre all'attacco, anche se in condizioni di inferiorità numerica, a Gross-Jagersdorf, addirittura l'esercito prussiano non c'è Federico ma un suo luogotenente, affronteranno in 20.000 qualcosa come 60.000 russi. Chiaramente la battaglia sarà una disfatta per i prussiani, ma non di meno ci provano, e sempre all'aggiramento del corpo principale del nemico a livello operativo, cioè io lo aggiro per tagliargli le vie di comunicazione e poi l'affronto con la stranota tattica dell'ordine obliquo, che poi vedremo esattamente che cos'è. Eccolo qua. Vedete la manovra che la marcia dell'esercito prussiano, in nero in questo caso, supera da destra la linea difensiva e va a colpire da tergo o comunque alle retrovie dell'esercito avversario, che nel frattempo si sarà magari rischierato in maniera non troppo ordinata, ed è il caso ad esempio di Leuthen. L'ordine obliquo, che qui non vediamo nel dettaglio, ma che cos'è? Nient'altro che presentare un fronte visto dal terreno e frontalmente coeso e unico nei confronti dell'avversario. In realtà si sceglie quale deve essere il punto di gravità della mia linea, che sarà quindi quello più avanzato e più numeroso da un punto di vista sia numeroso e anche qualitativo, quindi le migliori unità e più numerose le concentro in quel punto. Il nemico davanti a me non lo vede perché vede un muro di uomini, ma so che lì avverrà il mio sforzo principale. Nella mappa chiaramente vedete quella parte più spessa colorata di nero che appunto rappresenta lo sforzo principale dell'esercito prussiano. E nei primi anni questa soluzione è veramente efficace e diventerà piuttosto complicato per gli eserciti avversari riuscire a reagire in maniera valida a questo tipo di approccio tattico molto manovriero, molto aggressivo e piuttosto efficace, come vedremo. Andando avanti, l'avversario invece ha un approccio completamente diverso. Molto meno manovrieri dei prussiani, gli austriaci diventano maestri di quella che si chiama la Stellungskrieg, cioè la guerra di posizione. Mi trovo un territorio, una porzione di terreno valido da un punto di vista della difesa, di solito delle alture non alte, perché l'altura alta non consente di fare un fuoco d'artiglieria e di fucilleria radente e quindi mi crea degli angoli morti. Se possibile schiero il mio esercito addirittura a semicerchio e lì lo invito ad attaccare annientandolo con la mia potenza di fuoco. Questo approccio gli austriaci lo utilizzeranno in tutte le guerre del XVIII secolo, in tutte le guerre, con alcune varianti che vedremo già qua, delle guerre napoleoniche, e riprenderanno in grande stile nelle guerre del risorgimento italiane. San Martino della Battaglia e Solferino sono esattamente combattute in questo modo. Cambieranno un po' nel 1866, andrà bene in Italia, andrà malissimo in Boemia. Andando avanti, parlando di Boemia, eccoci qua. E tra l'altro sono gli stessi campi di battaglia, ed ecco perché questi verranno studiati dal corpo di Stato Maggiore prussiano in maniera molto intensa nel corso dell'Ottocento, perché su quei terreni lì si erano già giocate partite decisive in un'epoca che a noi sembra lontana, ma nell'Ottocento queste cose erano come, non so, sarebbero come per noi lo studio della prima o se non della seconda guerra mondiale dal punto di vista della distanza temporale. Bene. Federico, fedele al suo concetto operativo, decide di
colpire in maniera definitiva gli austriaci. Facendo cosa? Minacciando uno dei più grandi centri urbani dell'impero, Praga. Le sue forze, suddivise in 3 colonne, discendono in Boemia, circondano la città di Praga, combattono una battaglia sotto Praga stessa il 6 maggio del 1757, sconfiggendo, dopo uno scontro piuttosto duro, con addirittura la morte di uno dei più importanti generali di Federico, dovrebbe essere Schwerin, ma cito a memoria e sicuramente sbaglio. Praga l'esercito austriaco viene sconfitto, ripeto, al termine di una giornata campale durissima, e l'esercito austriaco si rifugia nelle mura di Praga. Una forza di soccorso viene rapidamente formata in Moravia e dato alla... Grazie, meno male, non ho fatto una figuraccia. Un'armata di soccorso viene rapidamente formata, messa al comando del maresciallo Daun e inviata a soccorso di Praga assediata. E qui si giocherà una delle partite decisive di questa campagna, che sostanzialmente, adesso vediamo poi nell'immagine successiva, produrrà che cosa? Il prolungamento della guerra dei 7 anni, cioè sostanzialmente Federico non riesce a annientare con un'unica battaglia l'esercito austriaco. Quindi a Kolin, nei sobborghi di Praga, il 18 giugno del 1757, l'esercito prussiano subisce la sua prima vera sconfitta campale ad opera degli austriaci. Ricordate, nella campagna precedente già avevano notato che c'era qualcosa che non andava. Nei pressi di Pirna rimangono padroni del campo di battaglia, ma ripeto, c'è qualcosa che non funziona. A Praga il combattimento è durissimo, a Kolin Federico viene sconfitto. Il suo ordine obliquo non funziona benissimo contro un avversario tenace e deciso a tenere il campo. Praga viene liberata il 21 giugno 1757, Federico non è che stia passando esattamente dei bei momenti. Ma tra l'altro, scusami se ritorno a interrompere nuovamente, anche perché magari per consigliare dei film anche in parte divertenti, se posso dire, più che altro per il quantitativo basso di budget per realizzarli, però in questi anni, parlo specialmente del 1757 e un po' della campagna boema, c'è un'altra personalità ovviamente all'interno dell'esercito austriaco, che è il buon Andreas Hadik o Hadik von Futak, certo, che è praticamente un comandante degli ussari ungheresi, ed è ungherese lui stesso, tra parentesi, al servizio di Maria Teresa d'Austria, che appunto fa vedere i sorci verdi, tra l'altro, all'esercito prussiano. Arriva a Berlino lui, da riuscire ad arrivare a Berlino per prendere un sacco di soldi, oltretutto, come riscatto della città, tipo 200.000 talleri, se non ricordo male. Ecco, di questa avventura l'Ungheria ne ha fatto un film che credo che potrete vedere, spero ancora, su Amazon Prime Video, e a me personalmente ha divertito perché è proprio una roba fatta low budget. Le battaglie sono sempre in campo stretto perché gli uomini sono veramente pochi, l'assedio di Berlino lasciamo perdere proprio, e c'è tanto, se posso dire, orgoglio nazionale ungherese. È un film ungherese che mostra proprio un certo orgoglio nazionale, però di fatto, storicamente parlando, Hadik fu veramente un combattente molto molto valido, certo. Poi divenne un anno dopo anche comunque un alto grado dell'impero, del Sacro Romano Impero e dell'impero austriaco principalmente, tanto da diventare anche conte stesso dell'impero. Quindi insomma, ecco, questa cosa qua la volevo dire perché mi è sovvenuta proprio perché avevo visto questo film che si chiama Hadik, se non ricordo male, quindi insomma magari recuperatevelo e insomma vi divertirete un pochino. Prego, Giovanni. Hai fatto bene, anche perché è un personaggio interessantissimo, tra l'altro non ha ecco, il physique du rôle da Usso come poteva avere un Lassalle dell'epoca napoleonica, ma era piuttosto tarchiato con la sua barba, molto magiaro proprio nelle sue
nelle sue fattezze, e devo dire effettivamente un personaggio simpatico. Tra i generali austriaci che non è che siano, ecco, come quelli prussiani, brillino esattamente per umanità in questo periodo. Comunque Praga viene liberata il 21 giugno 1757 e dopo Kolin le minacce strategiche iniziano a palesarsi in maniera sempre più importante per Federico. Allora, i primi che arrivano sono, col numero 3, l'esercito francese e un corpo imperiale proprio del Sacro Romano Impero, che si è formato nella Germania occidentale e sta marciando verso est. Chiaramente i francesi ci provano, hanno levato un esercito piuttosto numeroso, sopra i 60.000 uomini, e sono decisi a intervenire nel teatro prussiano. Scusate, a nord-est i russi finalmente sono riusciti a muoversi. Poi vedremo perché i russi ci impiegano così tanto e non arrivano già all'inizio del 56. Hanno dei problemi piuttosto importanti dal punto di vista logistico. Non di meno inizia l'invasione della Prussia orientale. Riescono tra l'altro a sconfiggere i prussiani a Gross-Jagersdorf e poi si ritirano perché dal punto di vista logistico è un disastro per loro rimanere in quelle zone. Gli svedesi nel frattempo formano un loro corpo di osservazione nella Pomerania svedese col numero 5 ed è la minaccia a nord per la Prussia, che potrebbe essere una minaccia letale se non fosse perché gli svedesi sono di un'inefficienza operativa e strategica veramente imbarazzante e molto poco si muovono in questo teatro. Quindi Federico ha 4 fronti attivi. Il primo ha cercato di risolverlo con un coup de main veramente spettacolare, che è l'attacco su Praga, non gli riesce questo azzardo e adesso deve organizzare le difese del suo regno, che appunto è minacciato nuovamente su 4 fronti. Andiamo a vedere nell'immagine successiva. Tra l'altro, sì, ci arrivo subito all'immagine successiva. Riguardo la Svezia, la partecipazione a questa guerra della Svezia è, guarda caso, diciamo come motivazione, utilizzano di fatto il Trattato di Westfalia. Cioè, anzi, i trattati di Westfalia. Cioè, loro dicono, noi dobbiamo comunque in qualche modo proteggere il cosiddetto equilibrio di Westfalia. Ok? D'altronde, voglio dire, ne risultarono vincitori. Tutta la serie sulla guerra dei 30 anni che ho fatto, insomma, ne è una delle dimostrazioni. Però, ecco, riguardo l'inefficienza, appunto, del loro esercito in questo tempo rispetto ovviamente a un secolo prima è dato ovviamente anche dalla grande guerra del nord che hanno combattuto contro i russi, che hanno perso, tra parentesi, in maniera veramente grave, ecco. Quindi la cosa però interessante, Giovanni, scusami, poi ti lascio parlare subito, è che gli stessi svedesi comunque sono sempre, guarda caso, nella zona di Usedom. Non so se hai notato questa cosa, esattamente come un secolo prima, quando scesero per contrastare appunto il Sacro Romano Impero durante la guerra dei 30 anni. Insomma, ritornano sempre questi luoghi e infatti è molto interessante questa cosa. Sono i loro porti che hanno sul Baltico e gli consente di avere una testa di ponte direttamente nel continente e nella zona proprio a nord della Prussia. Poi comunque, hai detto tu giustamente, la grande guerra del nord è lo spartiacque della potenza militare svedese. Questo perché? Perché è stato un drenaggio di uomini, soprattutto definitivo per la Svezia, cioè dopo quella guerra non riusciranno più a riprendersi anche dal punto di vista demografico. Tenete conto che noi parliamo come se stessimo giocando in un sun table o in un piano di gioco di un wargame. In realtà qua entrano, scusate la ripetizione, in gioco anche dei fattori dal punto di vista del clima e dei cambiamenti climatici, che è un periodo in cui stiamo andando verso una microglaciazione e il clima, soprattutto nel nord Europa, è veramente segna una regressione delle aree coltivabili. La Finlandia e la Svezia si stanno spopolando, prima l'ha spopolata la guerra, poi le sta spopolando il clima. La Svezia aveva tra l'altro già all'epoca di Carlo XII una zona di reclutamento molto importante in Sassonia, che adesso tra l'altro è anche occupata dai prussiani, e quindi diventa difficile avere il manpower necessario per poter operare in maniera efficace in una campagna manovrata e combattuta contro la Prussia. Ed ecco che la Svezia, sì, si presenta, c'è,
vince anche delle battaglie navali contro la piccola flotta prussiana, quindi ottiene un dominio del mare nel Baltico che consentirà ai russi poi di fare alcune operazioni importanti e anche decisive per la guerra dei 7 anni, ma poco di più non faranno. Ed eccoci, questa era Colin, che praticamente è la, come dire, presentiamo da un punto di vista tattico ciò che è avvenuto, quindi vedete proprio la manovra da sinistra a destra dell'esercito prussiano che cerca di scivolare sul fianco dell'esercito austriaco, mettono in atto l'ordine obliquo che in questo caso non riesce. Lo sfondamento sulla destra dell'ala austriaca non ha successo perché prima di tutto Daun, che non sarà poi Carlo di Lorena, non cade nella trappola. Le truppe sono già state schierate in maniera efficace, tengono la linea, riescono anche a contrastare le cariche di cavalleria che verranno messe in atto per cercare di scardinare le linee di difesa asburgiche, ma sostanzialmente la linea delle colline verrà mantenuta. In più il campo di battaglia è estremamente favorevole a quella Stellungskrieg che abbiamo visto nell'immagine precedente. E per Federico è la prima sconfitta campale. Andiamo avanti. Senti, c'è una domanda, Sì. tra l'altro di un tuo, diciamo, collega Renektor dei cacciatori di Savoia. Nel senso, io ormai ho preso il tricorno al chiodo qualche decade fa. Ascolta, no, ti chiede se gli inglesi che supporto hanno dato alla Prussia in questa fase, si intende in Europa. Allora, di due tipi. Finanziario, innanzitutto, perché per ampliare l'esercito prussiano venne dato, come avevano fatto con i Savoia nella guerra di secessione austriaca, un sussidio in denaro viene dato alla Prussia. Molto importante, quindi non parliamo di poco, parliamo di una fetta importante del budget militare. Due, viene formato un corpo annoveriano prussiano nell'Hannover, che qua vedremo poco, se non ne parlo poco, anche se poi parteciperà a una battaglia importante che è la battaglia di Minden, che sostanzialmente che scopo avrà? Di funzionare come magnete nei confronti delle forze francesi, che non verranno più mandate verso est a combattere a fianco dell'esercito imperiale austriaco, ma verranno impegnate nel tentativo non fruttuoso di conquistare appunto l'Hannover. Lo vediamo in questa mappa proprio nel punto 1, dove abbiamo questa forza mista combinata, possiamo dire anglo-hannoveriano-prussiana, che cercherà di fermare appunto l'avanzata francese. Devo dire che nel 1957 i francesi ottengono la loro prima e ultima grande vittoria campale in questo conflitto, che è la battaglia di Astenberg, tra l'altro dove abbiamo Destré, che è il comandante più capace che hanno i francesi, e per delle manovre di corte verrà rimosso dopo questo scontro. E poi abbiamo una nostra vecchia conoscenza della puntata precedente, il nostro Monsieur de Chevert, colui che aveva combattuto sulle Alpi contro i piemontesi e poi a Bassignana, poi ancora a Piacenza, che sarà alla testa delle colonne francesi che riusciranno a mettere in difficoltà il dispositivo alleato. Dopodiché questo corpo di spedizione verrà, parlo di quello anglo-hannoveriano prussiano, risistemato, rinforzato, con nuovi comandanti, e darà filo da torcere ai francesi fino alla fine del conflitto, tra l'altro appunto riuscendo a mantenere intatto il possesso territoriale dell'Hannover. Sostanzialmente gli inglesi cosa fanno? Realizzano un esercito sul continente che di fatto metterà fuori gioco i francesi per tutta la durata della guerra. Per intenderci, sono gli eserciti e le situazioni che vedete ricreati nel film Barry Lyndon, dove ecco perché ci sono gli inglesi nella ma tra l'altro io vorrei ripetere sempre questo: Hannover e Gran Bretagna sono strettamente collegati dalla dinastia regnante inglese, che appunto sono gli Hannover, e che avevano proprio territorialmente questo, scusate il pasticcio, proprio questo territorio all'interno del Sacro Romano Impero, che ovviamente è di pertinenza di fatto loro. Quindi ci sta anche questa alleanza anche da un punto di vista territoriale. Ecco, questo è quello che volevo
aggiunge. Tra l'altro, oltretutto, certi comandanti poi inglesi erano effettivi anche all'interno dell'esercito prussiano, se non ricordo Sì, sì, male. e viceversa, perché Ecco. non so se era duca o conte, comunque non mi ricordo il titolo nobiliare di Braunschweig, allora, Braunschweig alla tedesca, Brunswick all'inglese, che è prussiano, è comunque il comandante in capo di questo esercito alleato, e si veste con la parte interna dell'uniforme, quindi la veste è britannica con il giustacorpo prussiano, quindi ha anche un'uniforme mista che segna questa alleanza. 2. I prussiani il 30 agosto del 57 vincono a Gross-Jagersdorf e occupano la Prussia orientale. Il corpo ciò che rimane delle forze prussiane si muove lungo la costa e andrà poi nella Pomerania svedese, e lo vedremo tra poco. Gli austriaci nel frattempo ne approfittano del fatto che i prussiani hanno sgomberato la Boemia, invadono la Slesia e la occupano, nel senso che riescono a conquistare le fortezze soprattutto di Schweinitz e di Breslau. Nel contempo, con la numero 5, Hadik fa il suo raid su Berlino, che viene occupato. Non è chiaramente un'occupazione militare stabile, però dimostra che cosa? Che la capitale della Prussia è vulnerabile. E dopodiché 200.000 talleri nelle casse imperiali non fanno mai male. Nel contempo gli svedesi falliscono la loro offensiva in Pomerania, tra l'altro bloccati dai resti dell'esercito prussiano reduce dal Gross-Jagersdorf. Nel frattempo Federico, fedele alla sua condotta strategica, decide che l'esercito francese, rinforzato da aliquote imperiali e austriache, deve essere annientato. E siamo ormai verso la fine dell'anno, perché siamo ormai tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, decide di muovere per prima cosa verso ovest per affrontare i francesi che stanno ormai entrando in Sassonia. E abbiamo la giornata di Rosbach. Allora, a Rosbach che cos'è che emerge? Emerge il punto più basso dal punto di vista dell'esercito francese. È un esercito che, ripeto, ha chiuso la guerra di successione austriaca in maniera tutto sommato buona, nonostante la Sietta, comunque i Paesi Bassi austriaci sono stati occupati. Maurizio di Sassonia gli ha dato un'impronta ben precisa. È chiaro che se comandato da uomini efficaci rende ancora qualcosa, ma dal punto di vista dell'addestramento, della qualità, degli armamenti stessi, sta dimostrando di non essere più l'esercito dei grandi successi che aveva avuto sotto Luigi XIV, e Rosbach ne è la prova provata. Gli austriaci, i francesi arrivano sul campo, sono segnati col numero 1, sanno che nei paraggi c'è l'esercito prussiano, chiaramente lo vedono, non hanno però dal punto di vista capacitativo delle forze sufficienti, soprattutto di cavalleria leggera, per riuscire a individuare dove questi siano. Quindi i prussiani si avvicinano, si fanno vedere dalla prima linea francese e poi si ritirano dietro una cresta collinare che è segnata appunto con il numero 4. A questo punto il Marquis de Soubise, che è il comandante in capo dell'esercito francese, sa che ci sono i prussiani e decide di approcciarli. Ma in che modo? Non con un approccio tattico, quindi con l'esercito schierato a battaglia, pronto a ingaggiare il combattimento, ma convinto che lo scontro avverrà forse nel tardo pomeriggio, l'indomani. In realtà non ne hanno le idee molto chiare. Comunque sia, l'esercito non viene schierato in battaglia, ma in colonna avanza verso est. E vediamo che cosa succede nella slide successiva. Soubise avanza, vedete, lui è convinto che i prussiani siano ancora rimasti nel punto 1, quindi dice: possiamo fare una cosa, aggirarli da sud e tagliare la loro linea di comunicazione. In colonna, quindi attenzione, i reggimenti non sono schierati in ordine tattico per ingaggiare il combattimento, ma scende verso sud, muove, aggira quella che è la presunta linea prussiana a nord del suo dispositivo di marcia, e arriva nel punto 4. Nel punto 4 cosa capita? Capita che si scopre che in realtà i prussiani si sono ancora ritirati leggermente verso est e, approfittando di una linea di colline che sostanzialmente maschera la loro presenza, lanciano un attacco devastante contro la cavalleria che apre le colonne francesi.
E quindi, lo vediamo nel quadro successivo, immaginate che i soldati francesi che sono in marcia vengono di fatto travolti dalla cavalleria francese. La scena che vedete, che è tanto realizzata per un album dedicato alla storia di Federico il Grande, si vede che cosa? La prima cosa che le colonne francesi di cavalleria vedono davanti a loro. Abbiamo un generale di cavalleria, tanto nominato di recente nomina da parte di Federico, che è il generale Seydlitz, che alza con un braccio la mano e dà il segno della carica. Nomina contestatissima, perché non era, dal punto di vista dell'anzianità, non sarebbe dovuto aspettare lui il comando della cavalleria. Però Federico l'aveva visto in azione nelle campagne precedenti, soprattutto a Corin, e aveva detto: questo ragazzo mi piace, lo nomina, se non ricordo male, luogotenente generale, e gli dà in mano tutta la cavalleria prussiana. Io obbedisco il re e voi obbedirete a me, e ciò che dice i comandanti, agli altri ufficiali, e così succede. E la scena che vedete è sostanzialmente questa: la cavalleria prussiana travolge le colonne, la cavalleria francese, che è in colonna e di marcia, quindi non è schierata per affrontarli dal punto di vista tattico, e i fanti cosa vedono? Vedono questa massa di cavalieri francesi che sostanzialmente vengono inseguiti e uccisi uno dopo l'altro, annientati dal punto di vista delle unità militari sul campo di battaglia. E adesso sono senza cavalleria e si trovano davanti le linee blu della fanteria prussiana che iniziano a sgranare salva su salva contro la testa delle colonne. Solo un reggimento ci prova a dispiegarsi in linea e a aprire il fuoco, che è il reggimento Piemont, che non è piemontese ma è uno dei vecchi degli antichi vecchi, comunque dal punto di vista dell'anzianità è uno dei reggimenti più antichi dell'esercito francese, ma chiaramente l'addestramento, la potenza di fuoco erogata dall'esercito prussiano è tale che queste colonne sostanzialmente si disgregano. E la battaglia in pochissimo tempo è sostanzialmente vinta da parte di Federico, con perdite minime rispetto all'avversario. Vedete? L'uno, la cavalleria viene messa in fuga; due, le colonne francesi in marcia avanzano verso la linea prussiana che sostanzialmente ferma l'avversario, il simbolo è quello di attacco con fuoco, e anche le colonne di marcia dell'esercito franco-imperiale sono sostanzialmente disgregate e mandate completamente in fuga. Tant'è che la maggior parte delle perdite che i francesi subiscono non sono tanto di uccisioni per fuoco, ma sostanzialmente sono soldati che vengono catturati nel corso delle operazioni terminali di questa battaglia. Ed è un trionfo. Potete immaginare le aquile prussiane che sconfiggono i gigli di Francia in una battaglia che dura veramente pochi minuti, tutti giocati sulla velocità, la coordinazione del fuoco e una decisione di comando che ha fatto sì che mi faccio vedere dal nemico, lo attiro nella mia trappola e lo anniento con la manovra e col fuoco. E i francesi, per quello che riguarda Federico, non si faranno più vivi fino al trattato di pace. L'esercito prussiano si rimette in marcia, durante la marcia viene rifornito di munizioni, di divise nuove, perché siamo in periodo invernale, addirittura la logistica prussiana funziona talmente bene che durante la marcia di trasferimento verso la Slesia viene completamente rivestito da capo a piedi, quindi scarpe, vestiti, tricorni, armi vengono cambiati, e Federico decide di espellere gli austriaci che hanno occupato la Slesia. In che modo? Con una battaglia decisiva che deve essere combattuta tra Schweinitz e Breslau, e il luogo che viene individuato è un piccolo paese della Slesia che si chiama Leuthen, e nel dicembre del 1757 appunto la battaglia verrà giocata proprio in questo luogo. Campi che sono tra l'altro coperti di neve, chiaramente non parliamo di una nevicata abbondantissima, nel senso che parliamo di pochi centimetri di neve, ma comunque è uno scenario del tutto invernale, quindi dobbiamo anche tener conto che dal punto di vista della situazione ambientale per queste truppe non era esattamente il massimo, però Federico decide che la situazione invernale servirà per far cosa? Per mettere poi ai quartieri d'inverno il suo esercito, avendo sostanzialmente sconfitto in maniera importante i francesi a ovest e gli austriaci a est.
E andiamo Sempre sui francesi, invece ci chiedono, ma come si giustificarono i francesi dopo la sconfitta causata dallo spostamento in colonna senza supporto della cavalleria? È molto semplice, i francesi si rendono conto che muoversi in colonna contro una linea di fanti può essere non troppo salutare, in questo senso. Allora, prima di tutto, all'epoca fu detto che questo scontro dal punto di vista delle fanterie era fallito a causa di un approccio alla foulard delle linee avversarie, cioè attacco in colonna all'arma bianca il nemico in modo tale da approcciarlo proprio in un cross combat e sostanzialmente sfondare la sua linea a colpi di baionetta. In realtà Rosbach non è così, è un esercito in marcia che viene affrontato in maniera del tutto inaspettata da un avversario. Quindi come giustificano? Giustificano il fatto che uno non si aspettavano, due sono stati lentissimi nel reagire e anche i reparti che avrebbero potuto aprirsi ed erogare una potenza di fuoco non lo hanno fatto. Perché? Semplicemente perché non erano addestrati a farlo, i comandanti non erano pronti a manovrare in maniera efficace per poter affrontare questa minaccia che si è palesata davanti a loro. Forti di Rosbach, personaggi teorici della tattica come Guibert si inventeranno le nuove tattiche della fanteria francese che poi saranno mutuate dalla rivoluzione. Quindi io mi muovo in colonna perché sono veloce, ma davanti per sopportare la potenza di fuoco dell'avversario cosa faccio? Ho nuvole di truppa leggera che dovrà prima di tutto capire dov'è l'avversario, ingaggiarlo, fissarlo, ammorbidirlo e quindi la mia colonna potrà approcciarlo esattamente come era stato, come è avvenuto a Rosbach. Chiaro che il problema non solo è tattico, ma è anche di comando, e per i francesi questa sarà veramente un'onta, tant'è che una delle prime cose che i francesi faranno, una volta annientata la Prussia nel 1806, andranno a Rosbach e abbatteranno il monumento, la colonna di Rosbach, che verrà appunto distrutta dalle truppe di Napoleone, proprio per cancellare questa debacle da tutti i punti di vista. Allora, c'è un'altra domanda a cui in parte già hai risposto con quest'ultimo tuo intervento. Te la traduco perché è in spagnolo, meglio per come posso. Cioè, fino a che punto le innovazioni e le istruzioni, fondamentalmente, e l'uso del fuoco della linea prussiana trasformarono la percezione francese sopra ciò che significava essere un esercito moderno in Europa nel secolo XVIII. Allora, sul fuoco... Parla però in No, italiano sì, sì. lentamente, perché Allora, comunque magari riusciamo a capirci anche di più. Ecco. certo, allora, sul fuoco nel senso, o meglio, scusate, no, perché fu sempre dato, e il problema fu non tanto, allora, il problema sostanzialmente era che le munizioni per esercitarsi al tiro erano molto costose, l'esercito francese molto numeroso, e si decise che non faceva parte dell'animo francese, della morale francese, della dottrina francese, dello spirito francese della guerra, un combattimento a fuoco prolungato. Non di meno, il fuoco fa male. E allora cosa hanno apprezzato dell'esercito prussiano? L'aspetto manovriero, cioè devo manovrare sul campo di battaglia in modo tale da sbilanciare, aggirare, superare la linea di difesa avversaria. Dopodiché, siccome il fuoco comunque viene capito che è importante, ma non sarà sviluppato dall'arma individuale come i prussiani, ma dall'artiglieria. Ed ecco che i francesi, dopo la guerra dei 7 anni, andranno a riformare sì, il fucile che diventerà il fucile modello 1777 anno nono, ma per la produzione di massa, cioè è un fucile ottimo, migliore del XVIII secolo, ma andranno anche a lavorare tantissimo sulle innovazioni dell'artiglieria, che dovrà lei dare il supporto di fuoco alla fanteria in manovra. Ed ecco che nascerà quel modello Gribeauveau, che poi farà il suo esordio nella guerra, nella rivoluzione americana, e sarà l'artiglieria napoleonica per eccellenza. Quindi diventerà, se volete, un trittico tattico per gli eserciti napoleonici. Fanteria leggera che fissa il nemico, lo ammorbidisce,
lo praticamente è quella sarà la parte della fanteria che dovrà combattere, ingaggiare il conflitto a fuoco. La fanteria di linea che manovra, e infine... Quindi sei italiano, Esk, scusami però, insomma, vabbè, allora... ci hai fregato. Ci hai No, vabbè, fregato. comunque, si scherza, però domande No, vabbè, allora, interessantissime. e alla fine sarà ed è l'artiglieria che sostanzialmente eroga la potenza di fuoco necessaria per annientare l'avversario. Poi sostanzialmente poi questo, il gioco a tre, che chiaramente deve essere poi declinato di battaglia in battaglia, ma poi le tre pedine del Combine Arms sono queste. Se ci mettiamo poi dentro anche la parte di cavalleria, che con i francesi verrà dopo Rosbach completamente ripensata, e in epoca nella seconda metà del Settecento cambierà completamente faccia, diventerà veramente un'arma efficace, non quella pochezza che abbiamo visto a Rosbach. A Leuthen Federico invece gioca nuovamente la carta dell'ordine obliquo: fissare l'avversario sulle sue linee, che sono sostanzialmente disposte in linea nord-sud, e colpirlo sul fianco meridionale con il meglio delle sue forze. Perché decide questo piano e perché qui riesce e a Colin non è avvenuto? Perché questo campo di battaglia a lui è estremamente noto, in quanto tra la guerra di successione austriaca e questa guerra era uno dei campi di addestramento preferiti dell'esercito prussiano, quindi conosce il territorio come le sue tasche. Dov'è la difficoltà del tutto? Riuscire a marciare da nord a sud, parallelamente al fronte nemico, senza essere visto. Ma ci riesce, e adesso vediamo poi anche perché. Prima di partire, però, fa un discorso ai suoi uomini. Si rendono tutti conto che certo hanno sconfitto i francesi, adesso devono affrontare un nemico che comunque li ha di fatto battuti 2 volte. E non è che siano così certi della vittoria. Federico li raduna tutti davanti a sé e fa un discorso. Sono in procinto di attaccare le posizioni nemiche. Non ho bisogno di spiegarci le ragioni che mi spingono ad agire in questo modo. So riconoscere i pericoli. Perdere questa battaglia avrebbe significato perdere la Slesia, legati a tale impresa, ma è giunto il momento di vincere o morire. Se perdiamo oggi, tutto è perso. Tenete a mente una cosa, che noi combatteremo per la nostra gloria, per le nostre case, per le nostre mogli e per i nostri figli. Per tutti quelli di voi che saranno uccisi in combattimento, vi assicuro che, sinché sarò in vita, mi prenderò personalmente cura delle loro case e delle loro famiglie. Se qualcuno preferisce abbandonare ora la sua posizione, lo faccia, ma in quel caso perderà del tutto la mia benevolenza. Cioè dice, ok, qui oggi dovete dare tutto quello che riuscite a dare, lo Stato si prenderà cura della vostra discendenza, perché voi in questo momento state combattendo non per me, Federico di Prussia, ma per lo Stato prussiano. È qui che sta la grandezza di questo sovrano, alla fine, al di là delle battaglie vinte, del suo esercito, del suo elan marziale. Il fatto che lui si consideri il primo servitore dello Stato rende Federico grande e degno di essere conosciuto come il grande. La scena chiaramente che c'è sempre stata presentata anche dalla storiografia tedesca in una maniera estremamente aulica, quasi templare, no? In realtà come si conclude? Con uno dei suoi ufficiali che dice in un dialetto tedesco: immaginate se adesso qualche maiale osa uscire dai ranghi, chissà che scena. Tutti si mettono a ridere e raggiungono le loro posizioni di combattimento. No, tra l'altro l'uso del tedesco, per quanto lui conoscesse comunque il francese a menadito, è un indice enorme dell'essere uomo di Stato e del nazionalismo anche interno a un paese che stava veramente rischiando tutto in quel momento. Quindi ecco, questa cosa è molto interessante. Ti faccio prima 2 domande che sono arrivate adesso, poi ti lascio continuare. Scusami, ma evidentemente è molto sentita questa live. Allora, parlando di volume di fuoco, i prussiani riuscirono a generare un volume di fuoco superiore rispetto ai loro avversari grazie all'addestramento durissimo? Sì. L'addestramento è quella cosa che ti aiuta, ma questo all'epoca, prima, oggi e nel futuro, ti aiuta a fare le cose, ti aiuta ad assolvere i tuoi compiti anche se sottoposto a un fortissimo stress fisico e psicologico. Il ripetere 1, 2, 100, 1000, 1 milione di volte la stessa cosa
fa sì che la tua testa, il tuo corpo vada in pilota automatico e tu continui a fare questa cosa anche se intorno a te vedi esplosioni, morti, feriti, mutilazioni. A questo serve l'addestramento. Superare la difficoltà mentale e fisica dello stress e continuare a far bene la tua cosa. Chiaro che questi si addestravano bene. Certo che molto spesso diventava quasi un esercizio pirotecnico, no? Il fuoco di fila prussiano, però nel combattimento lo facevano. Certo, non arrivavano ai 3 colpi al minuto, ma comunque mantenevano la loro potenza di fuoco inalterata. Ecco l'esercito prussiano che No, arriva. aspetta, ti faccio quest'ultima domanda che è collegata alla prima. A parte Esca, non ti scusare, insomma, qualche lingua la ciancichiamo pure noi. Le tattiche prussiane cambiarono davvero il modo in cui i francesi vedevano la guerra moderna? Sì, assolutamente. Cioè, in particolare, c'ho un aneddoto, i prussiani marciano sul campo di battaglia col passo cadenzato, questo perché ti consente di avere una velocità standardizzata di movimento, mentre gli eserciti dell'epoca non lo facevano. Dopo questo evento, il tamburo cosa serviva? Serviva alla trasmissione di ordini, cioè io ti segnalo cosa devi fare. Dopo l'approccio con i prussiani ti segnalo non solo cosa devi fare, ma anche la velocità con la quale lo devi fare. Cambia? Beh, parecchio la CP che si cambia. Cioè io so che ci impiegherò un tot minuti di tempo per attraversare un campo, ci impiegherò una certa velocità per fare una determinata azione. E poi cambia veramente l'approccio all'addestramento, che dopo questa guerra diventerà veramente prussiano nel senso del termine, nella buona e nella cattiva accezione, ma soprattutto nel riuscire a far fare agli uomini la stessa cosa in situazioni di difficoltà fisica e mentale. Quindi, Certamente. e non solo i francesi, attenzione, perché poi questo qua diventa veramente un modello standard che riguarderà tutta l'Europa, Francia, Russia, che diventerà veramente molto più germanizzata di quello che oggi siamo portati a credere, l'Austria stessa, e in Italia addirittura l'esercito sardo, dopo la guerra dei 7 anni, non dopo la successione d'Austria, cambierà addirittura le uniformi per adottare un modello che praticamente è del tutto simile a quello prussiano. Posso Francia dire poi, sì. che anche nei futuri Stati Uniti, in verità, perché von Steuben è andato là ad addestrare comunque l'esercito sì. continentale, per quanto fosse un personaggio un po' particolare, però è comunque di estrazione militare prussiana. Ecco. Tra l'altro, importante, credo, da questo punto di vista, è anche la fortuna, cosa che non guasta mai, specialmente in battaglia, considerando tutte le variabili che possono accadere. Certo, un esercito può essere addestrato quanto vuoi, però le variabili sono veramente tante sul terreno da battaglia, e se non ricordo male, o Rosbach o Leuthen furono una grande fortuna in parte anche per l'esercito prussiano, perché da un punto di vista logistico, specialmente del cibo, nel senso che se non ricordo male i francesi, quindi parliamo di Rosbach specialmente, dimenticarono un tot di forni, diciamo, da reggimento, che riutilizzarono ovviamente i prussiani per sfornare talmente tanto pane da rifornire, ecco, l'esercito sì. in loco. Quindi ecco. E poi vabbè, tieni conto che durante poi la marcia di trasferimento dalla Sassonia occidentale alla Slesia, tutti i posti tappa erano già stati riforniti con quello che serviva, nel senso che la marcia non è stata improvvisata, sapevano esattamente che a tale distanza avrebbero trovato cibo, vettovaglie, quindi l'esercito praticamente viene rivestito e riequipaggiato mentre si sposta verso est, e a Leuthen combatterà con calzature nuove, con uniformi appena uscite dagli arsenali, quindi e oltretutto verrà distribuito nella mattinata stessa della battaglia qualcosa come 60 cartucce a testa per ogni fante, che per l'epoca è un'enormità, tenendo conto che lo standard prevedeva tra i 20 e i 30 colpi, qui ne vengono dati 60, e addirittura alcuni reparti riceveranno nel corso dello scontro qualcosa come 180 colpi. Segno che tra l'altro la logistica prussiana funziona in maniera splendida, come un orologio in questo scontro. Arrivano sul campo di battaglia, punto 1, scendono verso sud e vanno a schierarsi sulla linea segnata dal punto 2. Siamo a non tanto, 3-4 km di distanza dalla prima linea austriaca. Ma com'è che non li vedono? Non li vedono perché, lo vediamo nella immagine successiva,
non li possono vedere. Una linea collinare, qui siamo lungo la strada percorsa dalle forze prussiane, vedete la linea rossa indica proprio il senso di marcia. Dietro quella cresta, che in realtà dalla foto non lo vediamo, ma in realtà il terreno è leggermente in salita, il villaggio di Leuthen è nascosto completamente, si intravede, se uno è in grado di osservare bene, forse la punta del campanile, ma la marcia è completamente nascosta, quindi non si vede che l'esercito sta marciando. Oltretutto siamo in inverno col terreno coperto di neve e non alzano neanche polvere. Quindi nella mattinata possono tranquillamente scivolare verso sud e andarsi a disporre nel luogo che adesso vediamo. Ecco il punto 2. Qui viene formata la linea obliqua austriaca. Dei primi fanti, anzi, la prima linea prussiana, scusate. Le case bianche dietro gli alberi, qui vedete la strada che corre nella destra dell'immagine, l'ho fatta io 1.000.000 di anni fa, quando avevo ancora i capelli, e tra l'altro i campi di battaglia della Polonia non sono più così, perché 20 anni fa erano così. Adesso la Polonia ha subito un'urbanizzazione simile a quella dell'Italia negli anni 50, quindi questa zona è stata interessata da numerose costruzioni, quindi Leuthen è cambiata, come sono cambiati gli altri campi che ho visto, soprattutto Kunersdorf, che erano veramente delle perle, adesso sono, ahimè, molto trasformati. Comunque, nelle case che si vedono negli alberi bianchi, lì finiva la linea austriaca, e gli austriaci si vedono arrivare questa massa di prussiani che si mettono in linea, schierati, e avanzano verso di loro. Quindi il fianco sinistro austriaco salta completamente per aria e la linea, vedete, deve essere completamente ruotata. Vedete proprio le frecce rosse dell'esercito asburgico che deve manovrare verso nord, sostanzialmente per ruotare verso sinistra completamente il loro schieramento di battaglia. Chiaro che è un problema, perché vuol dire che non è che ho il tempo per riformare una linea di combattimento coerente, valida ed efficace, al punto che dentro Leuthen ci sono i reparti che di solito dovrebbero avere uno spessore di 4 ranghi, quindi 4 linee di soldati. All'interno di questo paese ormai i reparti sono completamente ammassati l'uno sull'altro, fronti di 50 uomini, quindi è il caos totale. E in questo caos parte l'attacco decisivo prussiano, che identifica con il possesso del villaggio di Leuthen l'elemento chiave per il successo del campo di battaglia. E a Leuthen inizia un combattimento durissimo tra le fanterie. A differenza di Rosbach, dove veramente la manovra e la velocità e l'efficacia manovra a tempo prussiano mette subito in ginocchio i francesi. Qua il terreno viene conteso duramente dagli austriaci, e lo vediamo nelle splendide tavole, che poi vedremo di Höchling. Vediamo un po' come era Leuthen. Qui siamo nella prima metà dell'Ottocento. La foto è stata scattata dal campanile di una delle due chiese. La chiesa è ottocentesca, quindi non c'era all'epoca della battaglia, ma vedete come è organizzato Leuthen. In mezzo c'è la chiesa, fu la chiesa di San Giuseppe. L'attacco prussiano è arrivato da destra e a sinistra invece c'è la linea prussiana. Questa è la chiesa di San Giuseppe, con le linee rosse che identificano l'avanzata prussiana. Perché riescono a prendere la chiesa dopo almeno 2 se non 3 tentativi? Perché l'artiglieria, soprattutto utilizzando i 12 libri, consente loro di schiantare le difese della chiesa e permettere ai battaglioni della guardia, il 15° reggimento, di riuscire a entrare all'interno del luogo fortificato. Quindi abbiamo fatto proprio una sorta di then and now del combattimento. Il futuro feldmaresciallo Mollwitz, all'epoca capitano, riesce con i suoi uomini a sfondare la porta che chiude il segreto della chiesa, e il Rot-Würzburg, che tra l'altro non è neanche un reggimento austriaco, ma è imperiale, perdendo praticamente quasi la totalità dei propri uomini, difende duramente il segreto della chiesa, ma alla fine dovrà cedere, in quanto per lui non riuscirà a tenere la posizione. Rispetto al quadro, i muri di difesa della chiesa sono molto più bassi, quindi è un ostacolo meno impegnativo rispetto a quello che l'iconografia ci ha lasciato. Non di meno, grazie alla breccia che qui vediamo raffigurata, attraverso questa breccia i prussiani riusciranno a entrare, annientare il reparto avversario e entrare appunto nel dispositivo avversario. La breccia è stata chiusa dopo la seconda guerra mondiale, non di meno la croce e il monumento
c'è ancora, è perfettamente identificabile ancora oggi, quindi se andate a Leuthen, un luogo che vi consiglio, si vede benissimo il luogo dei combattimenti, è tutto molto più compresso di quello che sembra poi a vederlo nelle carte, però è molto, veramente, ci dà immediatamente un'idea delle difficoltà tattiche che i prussiani hanno avuto, e anche dell'improvvisazione tattica che gli austriaci hanno dovuto mettere in campo per riuscire a parare questo scontro. L'esercito austriaco viene spinto verso nord, inseguito dalla cavalleria e sostanzialmente messo quasi in ginocchio con quasi un terzo delle perdite. Tra gli uni e gli altri parliamo del 25% per i prussiani e 30% per gli austriaci. La battaglia si conclude con l'esercito prussiano che rimane padrone del campo e i soldati intonano inni di chiesa luterani con la famosa corale di Leuthen, che entrerà nella leggenda tedesca di questo successo insperato e che chiude una spettacolare campagna che ridà a Federico il controllo della Slesia e sostanzialmente un vantaggio strategico, almeno difensivo, nei confronti degli austriaci. Ma andiamo avanti. Gli anni 58-59 sono gli anni della distruzione degli eserciti. Perché? Perché arriva un nuovo contendente, che la guerra cambia, passa ad essere manovrata, ma diventa una guerra di attrito, e l'obiettivo principale di Federico è quello di erodere il morale del nemico, non tanto le forze, ma quanto proprio la voglia di continuare ad attaccarlo, e inizia a palesarsi l'incubo dell'esercito russo. Vedete, numero 1, i russi iniziano a scendere verso il Brandeburgo e hanno come obiettivo la conquista, segnata appunto con numero 1, della città di Kolberg. Grazie agli svedesi possono mandare del naviglio per assediare questa città. Perché? Vedremo poi perché. Perché dal punto di vista logistico per loro è fondamentale. La linea di difesa viene sostanzialmente chiusa in questa sorta di V che ha come vertice di fatto la Sassonia, e qui i prussiani devono difendersi principalmente dagli attacchi austriaci e russi che tentano di penetrare appunto nella parte centrale del nucleo del Brandeburgo. Svedesi e francesi vengono tenuti a bada da quei corpi di osservazione che abbiamo visto nelle slide precedenti. Proseguiamo. E l'ordine obliquo non funziona più, perché ci siamo visti il perché e per come. Gli austriaci riescono a mettere in campo, sono più veloci nel reagire. Dopo Leuthen non cadranno più nella stessa trappola. C'era Carlo di Lorena, non c'era Daun, questo è il comandante fa la differenza. Ma non funziona più non solo per meriti dell'avversario, ma anche per demeriti dell'esercito prussiano, che da un punto di vista qualitativo incomincia ad avere dei problemi. E adesso poi andremo a vedere anche quali e perché. Gli austriaci cercano anche loro di andare all'offensiva, utilizzando una nuova tattica delle colonne disperse. Cioè non ho un unico fronte, ma faccio convergere da luoghi differenti varie colonne, vari reparti che devono occupare un luogo ben preciso. Chiaramente questi movimenti sono coordinati e devono sbilanciare sul campo di battaglia l'avversario, il quale non si aspetta un attacco da più direzioni. Andiamo avanti. I russi, che problemi hanno i russi? Vedete la zona principale dell'impero russo? Quanta strada devono fare prima di tutto per raggiungere la Prussia orientale, che alla fine verrà occupata nel 1758. Vanno a sistemare i loro eserciti nella zona più occidentale della vecchia marca prussiana, e di lì devono poi manovrare verso ovest. Le esplosioni indicano le battaglie di Kunersdorf e poi di Zorndorf, che sono i due principali scontri che hanno sostenuto. La bandierina rossa è il loro obiettivo logistico, cioè il porto di Kolberg. Anziché manovrare su terra, tant'è che il sistema viario polacco è quello che è, conviene spostare gli eserciti dal porto di Riga fino a Kolberg e di lì instradare le forze verso sud in direzione della parte centrale del Brandeburgo. Kolberg diventa l'obiettivo numero 1 delle forze russe in queste campagne. Verrà assediata ben 3 volte da parte dei russi. Avanti. Zordorf è il battesimo del fuoco dei russi contro Federico. Anche in questo caso, vedete, il dispositivo russo è perché vanno a circondare il treno di proviante, il treno di convogli russi, che si devono portare dietro tutto quello che è necessario per far vivere le proprie forze, e devono adottare questa sorta di schieramento sostanzialmente vagamente rettangolare, che diventerà un bersaglio molto invitante per i prussiani.
che comunque non riescono a sfondare. Infliggono perdite devastanti all'avversario, ne subiscono di importanti, ma i russi si dimostrano degli avversari estremamente tenaci. E Federico stesso dirà: non basta sconfiggere i russi, bisogna proprio ucciderli, perché proprio non c'è possibilità di avere un vantaggio tattico tale da costringerli ad abbandonare le loro posizioni. E in più dimostrano di essere degli avversari da un punto di vista umano, militare, molto più tenaci di quello che gli austriaci hanno fatto fino ad ora. E sono numerosi. Andiamo avanti. Nel frattempo, mentre Federico si dissangua con, chiedo scusa anche per la asciuttezza della descrizione di battaglia di Zorndorf, che meriterebbe una trattazione a parte, ma rimaniamo sintetici, gli austriaci imparano anche le tattiche d'attacco, ed ecco ad Oczkir, che siamo in Sassonia, fanno convergere ben 4 corpi differenti contro l'esercito austriaco, prussiano, che non si aspetta un attacco di questo genere, che viene completamente travolto. Ed è una battaglia che lascia veramente esterrefatto Federico, al punto che la ritirata è talmente veloce che deve lasciare sul campo di battaglia tutta la sua artiglieria in mano all'avversario. E per gli austriaci è un grande momento. Il giorno dopo Federico va a parlare con i suoi artiglieri: ma artiglieri, dove sono i vostri cannoni? Sire, se li presi il diavolo questa notte, ma noi ci faremo con interessi, giusto, miei granatieri? Sì, sire, ora, un modo per tirare sul morale ai propri uomini. E una piccola considerazione su quanto poco considerasse invece il suo corpo d'artiglieria Federico, ma questa è una storia a parte. Nel 59, sempre gli obiettivi strategici per gli austriaci sono questi, e gli austro-russi capiscono che magari anziché combattere due battaglie parallele conviene coordinarsi tra di loro. E le forze congiunte austro-russe riescono a congiungersi sulle alture di Seelove. Cosa fanno i prussiani? Capiscono che la linea di difesa deve essere lungo questo fiume Oder che scorre da sud a nord, su queste colline che diventeranno nel 1945 la linea di difesa principale che i tedeschi imbastiranno contro l'offensiva sovietica nella fase terminale della seconda guerra mondiale. E sulle stesse alture, nell'estate del 59, russi e austriaci da una parte e prussiani dall'altra combatteranno una battaglia che sembra per il momento essere decisiva, che andiamo a vederci. Kunersdorf, siamo proprio ecco, l'Oder si vede che scorre nella parte sinistra della slide. I prussiani fanno la loro solita manovra tipica della manovra dell'ordine obliquo, sferrano un attacco sul fianco meno protetto del dispositivo austro-russo, sfondano la linea principale, conquistano l'altura le alture a oriente del campo, e alla fine vengono fermati dalla potenza di fuoco dell'avversario. Stessa cosa avviene a sud con la cavalleria. Seydlitz, l'eroe di Rosbach, è molto simpatico, bravo comandante, ma ha un brutto vizio, che è quello di frequentare troppe ragazze. Tant'è che malato di sifilide, cosa comporta questo? Che ogni ferita che subirà in combattimento avrà un tempo di recupero lunghissimo. Tant'è che dopo la battaglia di Kunersdorf sostanzialmente lo vedremo pochissimo nel resto della di questa guerra, in quanto cade veramente malato. Gli eroi prussiani a me vengono ammantati da questa sorta di leggenda quasi sacrale da parte della storiografia tedesca dell'Ottocento, poi da un punto di vista poi ahimè umano avevano veramente grosse pecche, e Seydlitz da questo punto di vista cade veramente a Kunersdorf anche nei confronti di Federico, che non lo considera più uno dei suoi migliori generali. Non di meno, dopo un'ouverture spettacolare della battaglia, gli austro-russi fermano i prussiani in un luogo chiamato appunto in un valloncello al centro del campo, di cui vediamo l'immagine nella slide successiva, e vedete proprio questi campi di battaglia come sono il fondo sabbioso, tipico delle zone del Brandeburgo, campi di battaglia molto aperti dove è possibile sviluppare al massimo la propria potenza di fuoco. La linea rossa indica l'approccio prussiano, la linea blu è la linea di difesa austro-russa, e dal Tiefer-Weg, che è il nome di questo valloncello, i prussiani non riusciranno ad avanzare. Tenete conto che il giorno della battaglia la visibilità era nell'ordine di pochi metri, data la quantità di colpi sparati in questo luogo. I prussiani si ritirano
completamente disfatti e l'esercito ha una tale quantità di perdite che Federico incomincia a pensare di non poter proseguire il conflitto. E qui avviene il primo miracolo della casa di Brandeburgo, Ma cioè prima, proprio perché hai detto che Federico pensava appunto di non riuscire in tutto questo, leggiamo che cosa disse proprio Federico. Lui scrisse al conte Finkenstein, che era comunque un suo luogotenente, e dice queste parole. Alla fine è mancato poco che cadessi prigioniero e ho dovuto sgombrare il campo. La mia giubba è traforata di colpi, mi sono morti 2 cavalli mentre ero in groppa. La mia sfortuna è di essere ancora vivo. Le nostre perdite sono rilevanti. Di un esercito di 48.000 uomini mentre ti scrivo, non ne ho nemmeno 3.000. Tutti fuggono e io non sono più padrone della mia gente. A Berlino sarà bene che ciascuno pensi alla propria sicurezza. È una sventura terribile, non ne uscirò vivo. Le conseguenze saranno peggiori che la vicenda in sé. Non ho più aiuti e, se devo dire la verità, credo che tutto sia ormai perduto. Non sopravvivrò alla fine della mia patria. Addio per sempre. È un po' una drama queen, posso dire. Sì, ma lo è anche perché poi nei giorni successivi da 3.000 ne riuscirà a recuperare almeno un E infatti 20.000. è questo poi uno dei Questo, miracoli che tu proprio dicevi, tra l'altro, no? cioè, il suo miracolo qual è? Lo vediamo poi nelle immagini successive, che praticamente gli avversari, anziché coordinarsi e dare il colpo finale all'avversario, sostanzialmente si separano per inseguire ognuno i propri interessi. I russi non si fidano degli austriaci, gli austriaci hanno come obiettivo il recupero della Sassonia e soprattutto della Slesia, e quindi nuovamente se ne vanno ognuno per i fatti propri. Prima di andare via, però, arriva la mazzata. La mazzata qual è? Che un corpo separato prussiano, in un luogo chiamato Maxen, viene circondato e, onta delle onte, costretto alla resa. 100% delle perdite per un esercito prussiano. È chiaro che qua il campanello d'allarme è triplice, perché cosa vuol dire? Vuol dire che dal punto di vista morale e della voglia di combattimento l'esercito prussiano ha raggiunto un punto di non ritorno. Cioè, se la gente si arrende vuol dire che non c'è più la volontà di continuare a combattere, e vuol dire che la strategia di Federico è sostanzialmente fallimentare e difatti dovrà essere modificata in maniera importante. E iniziamo nell'atto quarto, sulla soglia della sconfitta. Andiamo a vedere cosa avviene. Avviene che ora l'obiettivo principale non è più quello di rimane quello di erodere il nemico, ma dal 61 si dice evitiamo battaglie campali di grosse dimensioni, perché qua non abbiamo più le forze per poterle fare. Quindi ci teniamo strettamente sulla difensiva strategica e anche tattica, mentre gli avversari diventano sempre più capaci nel coordinarsi. Uno, Kolberg viene messa sotto assedio per la seconda e infine per la terza volta, e sarà quella decisiva. Gli svedesi non si muovono, ma vabbè, ci garantiscono il dominio dei mari. Prussiani e austriaci scendono in Slesia, la occupano e si muovono prima di tutto verso Berlino, che viene occupata dai russi. Questa volta non come Adik, questa volta i russi centrano veramente a Berlino e impongono una loro guarnigione. Poi se ne andranno perché dal punto di vista logistico per loro è insostenibile, e l'obiettivo non è tanto Berlino quanto Kolberg. E nel frattempo gli austriaci tenteranno la riconquista della Sassonia e non ci riusciranno veramente per poco in un luogo chiamato Torgau, ormai nell'inverno del 1765. E anche la tattica ormai prussiana è cambiata completamente. Abbandonano tutto. L'unica cosa che si può fare, avendo una fanteria poco mobile e poco dal punto di vista qualitativo basso, cosa si fa? Si ammassa un certo numero di cannoni, 20, 30, 50, 100, si bombardano le linee avversarie fino ad annientare completamente il nemico e poi si avanza a occupare il terreno. Tattica dispersiva dal punto di vista del tempo dei colpi, però efficace, perché così risparmio uomini, mentre al contrario l'unica cosa che spendo sono effettivamente palle di cannone e polvere. Molto napoleonica come tattica, però molto napoleonica della parte terminale delle guerre napoleoniche, ma è un indice di cosa? Di una pochezza delle proprie fanterie. Berlino occupata, in questo quadro vediamo una scena di
quasi caos con i cosacchi che passeggiano sotto lo Stadtschloss di Berlino, la gente un po' preoccupata che si guarda in giro, i cavalieri russi, i cosacchi che si abbeverano non nella Senna ma nella Spree, e sostanzialmente i russi prendono possesso della capitale di Federico. Ripeto, possesso temporaneo, ma non di meno estremamente significativo. Proseguiamo. A Torgau, invece, Daun prova a liberare la Sassonia. Ci riesce quasi. Federico annienta i suoi battaglioni di granatieri nell'attaccare la linea austriaca. Solo Zieten, che è il suo comandante della cavalleria leggera, riuscirà con una manovra, vedete sull'insegnata numero 3, a sfruttare un varco nella linea avversaria e colpire sul fianco sinistro gli austriaci, dopo aver fissato quelle di Lacy nella parte più occidentale, e sostanzialmente vincere la giornata. È un bagno di sangue. Dopo questa battaglia veramente possiamo considerarla la fine del vecchio esercito prussiano, e queste sono è la manovra iniziale della fanteria prussiana. E scusate se mi allontano un secondo, ma ho proprio dimenticato di prendere un pezzo che mi permetto di leggere, del come un testimone oculare prussiano ha vissuto quella giornata. E ve lo leggo perché è veramente impressionante del cosa succede. Siamo a 500 metri dalla linea austriaca. Fu il primo fuoco degli austriaci che causò la più grande distruzione. Questo tipo di fuoco è il più pericoloso perché gli artiglieri mirano con grande cura quando non c'è risposta al loro tiro e quando essi sono ancora fuori dal raggio d'azione dei fucili. Alla fine, cosa succede? La prima linea austriaca viene lanciata attraverso il bosco, ma prima ancora che i prussiani potessero avvicinarsi al nemico, le cime degli alberi furono tranciate dai proiettili degli avversari e caddero sulle loro teste. E il lampo dei cannoni riverberò paurosamente nella foresta. Immaginate in questo siamo a novembre, in questo novembre nella Mitteleuropa, nel buio, si vedono proprio i lampi dei cannoni che rischiarano il sottobosco, e furono assordati dalle scariche di artiglieria che rombarono contro di loro come messaggeri di morte. Quando sbucarono dagli alberi non videro una scena di vittoria, ma un terreno devastato, ricoperto di cadaveri e corpi mutilati, immersi nel loro sangue. Insomma, in questa scena drammatica si apre una giornata che vide da parte prussiana qualcosa come la cosa è stata tra l'altro mantenuta come segreto di Stato fino alla fine dell'Ottocento, qualcosa come 24.000 perdite subite a fronte di qualcosa come 45.000 uomini circa, contro i 15.000 austriaci. Quindi vedete che sono battaglie particolarmente sanguinose che si aprono in una maniera veramente tremenda anche da un punto di vista dell'impatto visivo di queste battaglie. Proseguiamo, e Kolberg alla fine cade e viene occupata dai russi, i quali hanno uno spettacolare trampolino di lancio per la conquista definitiva di tutto il Brandeburgo. Non c'è più niente che possa fermarli da un punto di vista ambientale, territoriale, se non quello che rimane dell'esercito prussiano. Kolberg poi tra l'altro perché è una noce dura da rompere, non tanto per le sue fortificazioni, ma quanto per il fatto di essere sistemata come città-fortezza alle foci di un fiume circondato da paludi, e prima di tutto bisogna riuscire a bonificare le paludi, installare le batterie d'assedio e quindi proseguire nell'investimento della piazza. Diventerà un osso duro anche per le forze di Napoleone 40 anni dopo. Proseguiamo. Gli eserciti si annientano. Qui abbiamo una tabella che poi vi potete rivedere con più tranquillità alla fine. Abbiamo qualcosa come le perdite complessive subite in questi anni, solo i prussiani. Qui parliamo degli scontri principali, perché poi le perdite sono ben maggiori. Solo i prussiani perdono qualcosa come 150.000 uomini in questi scontri, in queste battaglie che vedete sono veramente numerose, per un totale, diciamo all'incirca, di una media complessiva di 30.000 uomini
per quasi il 27,5% di perdite medie negli scontri sostenuti. Questo vuol dire che banalmente alla fine degli anni 50, nel 1760, l'esercito prussiano è stato completamente distrutto e ricostruito una volta. E a quel punto il tracollo morale e qualitativo dell'esercito prussiano è definitivo. Federico lo sa, ecco perché ha questo approccio molto prudente sul campo di battaglia. Proseguiamo, perché a questo punto, dopo Kolberg, Federico dice: ok, è finita, basta. Manda il Fink, di cui abbiamo sentito prima, letteralmente con una lettera con l'ordine di andare a trattare la resa presso le potenze avversarie. Ma capita il secondo, più inatteso, inaspettato e spettacolare miracolo della casa di Brandeburgo. E vediamo qual è. È che la zarina, colpo di scena, la zarina Elisabetta, dopo, anzi ancora più di Maria Teresa, la vera grande nemica di Federico, muore il 5 gennaio del 1762. E gli succede un personaggio piuttosto bizzarro, questo Pietro III, che è un fan sfegatato di Federico. Ha il ritratto di Federico nella sua cameretta da letto, sto enfatizzando chiaramente, ma per dirvi quanto gli voleva bene. Personaggio che giocava con i soldatini, chiaramente gli piacevano tantissimo, proprio letteralmente aveva i soldatini di piombo in casa e giocava con loro, tanto ammirando Federico. Federico lo sa e una volta morto gli manda subito un'ambasciera e dice: ma sai che mi sei proprio simpatico, ho persino deciso che potrei nominarti chef, quindi comandante in capo di uno dei miei reggimenti. Basta, pronti via. Sospendono le ostilità, trattato di San Pietroburgo, e diventa un trattato non solo un trattato di pace tra la Prussia e la Russia, ma addirittura un trattato di pace difensivo-offensivo, quindi c'è un ribaltamento totale. I russi si trovano da quasi vincitori contro la Prussia, loro alleati, e in più un esercito che deve difenderli. Chiaro che questa cosa destabilizza un bel po' la corte di San Pietroburgo, tant'è che Pietro III verrà deposto, assassinato, e Caterina II, sua moglie, tra l'altro tedesca, diventerà zarina di tutte le Russie. E qui finisce l'avventura russa. Gli svedesi vedono quello che succede. Però, se posso dire, nonostante l'attentato e quindi il cambio di, diciamo, di testa coronata russa, però i trattati con la Prussia non vengono sciolti da questo punto di vista. Anche perché fa molto comodo la Russia, anche perché poi si concentreranno su cosa? Contro l'impero ottomano, che era un problema che avevano ancora in essere dall'inizio del Settecento, perché Pietro il Grande era scampato veramente a un disastro epocale durante le guerre contro gli ottomani. Con Caterina tutto il sistema del Khanato, della Crimea, eccetera, eccetera, verrà affrontato e approcciato in maniera molto più funzionale, e questa tutela prussiana male non fa. Ecco, mettiamola così. Tra parentesi, bravo che hai menzionato gli ottomani, perché da un certo punto di vista Federico ci sperava che arrivassero proprio per attaccare l'Austria. No, non avendo più risorse, ci prova. Punto, poi arriva la Russia, quindi di conseguenza, insomma, può sospirare veramente un bel respiro di sollievo. Vengono ancora combattute delle battaglie di alleggerimento qua. Comunque, ormai il processo di pace è innescato. Il 22 maggio la Svezia decide di fermare la pace col Trattato di Amburgo. L'Austria, che nel frattempo ha subito il ritorno offensivo di Federico, perché anche l'Austria dal punto di vista demografico e anche finanziario comincia ad avere dei problemi importanti, tant'è che addirittura i reparti vengono assottigliati, vengono ridotti di numero pur di mantenerli in essere. Subisce il ritorno offensivo di Federico, che riconquista Schweinitz, conquista Breslau, e alla fine sono costretti il 15 febbraio del 1763 di firmare il trattato di Hubertsburg, e sostanzialmente sul fronte europeo la pace cala su questi sanguinosissimi, devastanti campi di battaglia. Oggi noi ne parliamo tranquillamente, però in realtà, come Kunersdorf, Theodor Fontane, ancora nella prima metà dell'Ottocento, a Berlino si parlava di Kunersdorf, di Maxen o di Hochkirch, come oggi noi italiani potremmo trattare dell'8 settembre del 1943 o di Caporetto. Quindi era una ferita nazionale aperta,
parlare di Kunersdorf a Berlino negli anni 20, 30, 40 dell'Ottocento era una cosa veramente, era veramente vissuta proprio come un'onta nazionale, e tant'è che l'unico luogo dove non trovate monumenti sui campi di battaglia è Kunersdorf, dove proprio viene vista come la Caporetto della Germania di Federico il Grande. Certo che poi ne è stata enfatizzata l'aspetto eroico, quello che volete, però lo stesso Fontane nella sua Die Berlin Luft, l'area di Berlino, che è stato anche tradotto in italiano, dice: non se ne parla in maniera tanto serena nei salotti, nei caffè di Berlino, quando accennate a certi argomenti. Ma andiamo avanti, perché tanto rumore per nulla, da un punto di vista territoriale sì, perché poi alla fine i veri cambiamenti territoriali dov'è che li avete? Nelle colonie, ma non fa parte di questo capitolo. Non li avete in Europa. Ciò che cambia è la percezione di uno Stato. La Prussia da sola ha affrontato mezza Europa, ha affrontato quelli che all'epoca erano considerati gli eserciti più rinomati e potenti, francesi e austriaci, e è uscito vincitore. E diventa un punto di riferimento militare. Quello è l'esempio da seguire, quello è l'esempio che funziona, quello è l'esercito che deve essere preso a modello da tutti gli altri. E da un punto di vista anche politico, la Germania ha un nuovo grande Stato con il quale bisogna confrontarsi, ed è la Prussia di Federico, la quale si candierà ancora a danni della Polonia, in modo tale che addirittura la Prussia orientale e il Brandeburgo alla fine del suo regno saranno ormai completamente saldati gli uni con gli altri. E perché riesce a tenere questo? Perché ancora vive dei dividendi della pace dal punto di vista proprio morale e diplomatico che ha ottenuto nei confronti del resto delle altre corti europee nel corso della guerra dei 7 anni. Io vorrei aggiungere anche un'altra cosa che forse ci siamo dimenticati di dire all'inizio forse di queste vicende. Tenete bene presente che il Brandeburgo per l'appunto è un elettore, uno dei 7 grandi elettori, come ormai penso avrete imparato qui, del Sacro Romano Impero. A un certo punto però gli viene ritirato a Federico II il titolo di elettore, proprio per tutte le azioni contro la Sassonia e di fatto contro Maria Teresa e Francesco Stefano. Quindi ovviamente questa cosa è molto particolare. Noi abbiamo visto una situazione del genere solo un secolo prima, durante la guerra dei 30 anni con Federico, elettore del Palatinato. Quindi di questa cosa, ecco, è molto interessante. Bene, però qui abbiamo di fatto un vincitore sotto certi punti di vista, che ha reso comunque uno Stato non solo militarmente efficiente, ma che ha resistito a un'ondata di veramente di violenza immensa, e con un esercito che forse per fama dell'epoca ovviamente non ci avresti nemmeno dato due cent, però alla fine da un esercito non tanto considerato è diventato un modello poi per tutti gli altri. È diventato il modello proprio da tutti i punti di vista, dell'addestramento, delle uniformi, del comando, addirittura dell'etica stessa militare, dove addirittura le riforme militari francesi del Settecento prevedono che l'avanzamento debba solo essere per nobili, come veniva in Prussia, ma il modello sociale prussiano non può essere adottato in Francia, tantomeno non poteva essere adottato in Savoia, come poi verrà fatto. Funziona in Prussia per varie ragioni, per il tipo di società che la Prussia ha e per il tipo di campi di battaglia che la Prussia ha. Leuthen sicuramente non la trovate lungo la Valle del Reno, non la trovate nella pianura padana, ovviamente nelle Alpi, e non la trovate anche nelle zone dell'Ungheria, quindi è una realtà che va bene per quel luogo. È chiaro che ci sarà la guerra delle patate, sì, il problema è che già nella guerra delle patate l'avversario capisce dove deve lavorare, quindi di zappa, fortificazioni campali a sottospiano, e l'aspetto manovriero prussiano ne verrà inficiato, come la nuova tattica basata sulla potenza di fuoco delle artiglierie prussiane che non vanno bene perché c'è una quantità di modelli che rende la logistica un inferno, e sostanzialmente l'esercito prussiano si arena nelle colline della Boemia.
ecco perché viene chiamata guerra delle patate, perché poi il problema diventa... sarebbe la guerra di successione bavarese. Esattamente. E quindi c'è le vecchie tattiche dell'inizio della guerra dei 7 anni sono ormai inattuabili. Chiaro che però poi il modello prussiano non è che viene, come dire, superato, comunque diventa poco appetibile dagli altri da questo episodio. Al contrario, si dice, beh, tutto sommato la guerra è durata poco, viene considerata una guerra di cancelleria, anche se c'è veramente uno stallo dal punto di vista militare che merita di essere analizzato anche in un altro momento, comunque in maniera più approfondita, perché gli spunti sono da questo punto di vista importanti e saranno da prologo a quella che sarà e la rivoluzione americana, ma soprattutto poi le prime campagne delle campagne della rivoluzione francese. Ma non è finita qua. Prima di tutto le perdite. Allora, questa guerra è la prima guerra che è stata almeno, o meno si è cercato di quantificare da un punto di vista delle perdite. A mio modo di vedere non abbiamo degli studi efficaci, perché siamo rimasti ancora a quegli studi che avevamo visto nella guerra di successione austriaca di Gaston Baudard, relativi a quel confronto tra le guerre del passato e la prima guerra mondiale. Non di meno si quantifica in qualcosa come 500.000 di perdite, morti, feriti, disertori, malati, malattie, eccetera, eccetera, le perdite prussiane. Quelle austriache sono più precise da un punto di vista militare, perché gli archivi di Stato del Kriegsarchiv di Vienna sono molto precisi per quello che riguarda le perdite dei militari e fanno ascendere le perdite a qualcosa come 378.000 uomini, più si immagina, ma io ho molte riserve sul numerico, qualcosa come 140.000 perdite per i russi. Quindi mal contati stiamo arrivando quasi a quota 1 milione. Esclusa poi tutta la parte relativa al mondo civile, perché questi eserciti che si sono mossi, come abbiamo visto in lungo e in largo in quelle carte, tra l'altro prese principalmente dall'Atlante militare di West Point, non è che fossero esattamente popolati da galantuomini che non toccavano i civili, ma in realtà, soprattutto nella parte del Brandeburgo e della Pomerania, per non parlare della Sassonia, veramente i paesi sono stati spopolati in una maniera che forse solo la guerra dei 30 anni ha visto a quelle latitudini. Tant'è che si parla solo per civili prussiani uccisi in azioni di combattimento, situazioni di combattimento quali assedi, le cifre che già circolavano nel corso della fine del Settecento parlavano di circa 180.000 morti proprio di popolazione civile. Chiaro che si tratta di numeri che sono sottostimati rispetto a quelle che poi sono state anche le morti indirette causate dalle operazioni militari. Chiaramente si dimostra una cosa molto semplice, che questi eserciti del XVIII secolo non sono in grado di sopportare delle campagne militari come quelle della guerra dei 7 anni, necessitano di materiale umano, comunque di reclute, un gettito di reclute continue, che questo tipo di eserciti non è in grado di garantire. Cioè il volontario, o anche il volontario, come dire, anche la coercizione del volontario, quindi rapito o comunque preso di forza, rimesso nei ranghi, non è un sistema che funziona. E chi cambierà le regole del gioco saranno i francesi con la legge Carnot e sostanzialmente l'invenzione della leva di massa. Voglio far notare tra l'altro che in Barry Lyndon questa cosa è presente e si vede. Certo. Quando viene arrestato gli dicono scegli o passato per le armi o volontarizzato, mi consideri arruolato, signor Luca. Andiamo avanti perché poi non è che finisce qua, perché abbiamo i segreti non detti. Allora, abbiamo accennato prima al fatto delle perdite di Torgau che sono rimaste segreto di Stato. Non finisce qui, la Sassonia è stata spremuta in tutti i modi. Prima di abbandonare la Sassonia, Federico firma di suo pugno un ordine che prevede il ratto di tutte le fanciulle in età fertile dalla Sassonia, le quali dovranno essere forzatamente unite in matrimonio, unite nei modi che potete immaginare voi, con uomini
maschi adulti del Brandeburgo, della Prussia e della Slesia, al fine di ripopolare le aree che sono state desertificate dalla guerra. Questa azione, possiamo definirla tranquillamente spregevole, vergognosa, triste, turpe, quanto di peggio può essere, venne mantenuta segreto di Stato del Regno di Prussia, dell'impero tedesco poi e della Germania dopo, fino praticamente alla fine della seconda guerra mondiale. Cioè, solo in epoca recente è stato, come dire, desecretata questa cosa, che veniva vista giustamente come un'onta dello Stato tedesco, anche perché era proprio un ordine del vertice dello Stato, e getta una macchia veramente grave, secondo me. Va bene, capisco la ragione di Stato, capisco perché era stato fatto, ma è stato veramente l'ultimo atto veramente duro nei confronti di uno Stato che poi di tutte queste vicende che abbiamo visto è forse l'unica vera vittima di questa epopea chiamata Guerra dei 7 anni, che è la Sassonia. Chiaro, è uno Stato che si trova in una posizione scomoda tra l'impero asburgico e la Prussia, ma è veramente una brutta pagina della storia europea. Certo non è la peggiore, però veramente è una brutta pagina della storia del XVIII secolo, che a mio modo di vedere comunque deve essere raccontata per sempre mostrare quello che è poi come i civili subiscono queste operazioni belliche e del perché e del per come anche delle ostilità che alcuni stati si sono attirati nel corso degli anni, che molto spesso possono anche sembrare quasi inspiegabili, ma queste vicende che per noi oggi sono misteriose e segrete, all'epoca erano note, anche se non raccontate al di fuori dei circoli della cancelleria. Chiedono se quest'opera di, chiamiamola ingegneria demografica, grazie per non usare la parola con la S, aveva precedenti simili. Io immagino di sì. Allora, in epoca della guerra dei 30 anni, diciamo che si è passati direttamente all'uccisione, non alla deportazione delle popolazioni. In Piemonte è avvenuto, nelle valli valdesi, dove questa cosa è avvenuta ai danni delle popolazioni di religione valdese. In epoca classica è avvenuto, immaginate solo Cartagine cosa è stato, quindi cioè, precedenti storici ne abbiamo in maniera importante. Quindi non è, come dire, sì, li abbiamo, solo che molto spesso non li vogliamo vedere o non ci sono stati raccontati con una precisione con la precisione necessaria. Ti ricordo anche che questa vicenda, io fino a pochi anni fa non la conoscevo, mi è stata presentata nel libro che adesso poi presenterò in chiusura della diretta, che a questo punto andiamo a chiudere. The Seven Years War in Europe di Franz Szabo è un'opera importante, bella, necessaria, a mio modo, chiaramente in italiano scordatevi, perché la bibliografia efficace, a parte pochi lavori di sintesi, non c'è nulla. Szabo fa un lavoro veramente importante, sia da un punto di vista militare per gli appassionati delle operazioni belliche, ma immaginate che per ogni campagna fa una ricostruzione dello sforzo fiscale di ogni Stato per riuscire a finanziare la campagna dell'anno in corso. Cioè noi diamo per scontato che i ponti viari, i magazzini sono pieni, le uniformi sono pronte, cucite, gli uomini sono già nei depositi pronti per essere vestiti. In realtà ci racconta proprio anno per anno le difficoltà che hanno avuto ogni Stato nel riuscire a portare avanti la campagna. Quando arrivano alla fine che poi dicono non c'è proprio più la possibilità di finanziare questo sconto, anche attivando debiti importanti. E in particolare racconta come Szabo, la Sassonia, sia stata veramente la vittima di questa guerra, direttamente di Federico, ma sostanzialmente degli eventi bellici in sé. Ed è Szabo che è stato il primo, almeno a mia conoscenza, a rendere editi pubblici queste azioni che sono state messe in atto dallo Stato prussiano ai danni della Sassonia. Per il film vi aspettereste Barry Lyndon, ma invece no, Der grosse König, che tra l'altro potete forse trovare in chiaro su YouTube, con un Otto Gebuhel, che è praticamente l'attore che impersona Federico di Prussia e sostanzialmente insieme ai quali dell'epoca è forse la persona che più lo ha caratterizzato nell'immaginario collettivo che ancora oggi abbiamo
di Federico lo stesso. Piccola nota per quello che riguarda la bibliografia, chiaramente passaggio necessario per chiunque voglia studiare la guerra dei 7 anni e gli eserciti che abbiamo menzionato, tutta l'opera di Christopher Duffy, che saluto, ricordo, forse il più grande, anzi, il più grande storico della storia moderna che abbiamo mai avuto, i cui testi The Army of Frederick the Great o Instrument of War o By Force of Arms, dedicati all'esercito austriaco, sono dei capolavori che raccontano veramente come un esercito della guerra dei 7 anni veniva costruito, addestrato, portato in combattimento e gestito nel corso del conflitto. Come colonna sonora, Seven Nation Army può essere una bella colonna sonora che ci accompagna in una lettura di questo genere. E non posso far altro che a questo punto ringraziare voi per la pazienza, Luca per l'invito, e cliccate, mettete un like e iscrivetevi a Paresia, perché è un canale che è bello, piacevole, e se vi piace la storia non potete non conoscere e ascoltare Paresia. Grazie a tutti. Grazie a te Giovanni, perché è una cosa che volevo fare tra l'altro e rifarò tra poco. C'è una domanda e a questo punto rispondo io. Qualche libro in italiano sulla guerra dei 7 anni che tratti il contesto bellico? Allora, ce l'ho, o meglio, è veramente una sintesi, come giustamente ha detto Giovanni, ed è per i tipi della Mulino il libro di Marian Fussell, per l'appunto La guerra dei 7 anni. Tratta tutti i fronti fondamentalmente in maniera molto agevole, anche con magari non così tanto dovizie di particolari come invece ha trattato Giovanni, la parte diciamo più tecnico-bellica militare, però ecco, secondo me è utile anche per sapersi un pochino muovere all'interno di questo conflitto globale. Detto questo, oltretutto, ricordo sempre di recuperarvi la live che ho fatto con Michele Angelini sulla guerra franco-indiana, perché appunto quella è la parte proprio del fronte nordamericano e delle varie battaglie interne, ecco, al territorio nordamericano tra Francia e Gran Bretagna. In più c'è, giustamente, grazie Marco, il libro di Casali. Allora, un saluto al professor Bognardi, che è stato insomma il mio carissimo amico e col quale abbiamo discusso a lungo di tattiche e armamenti del XVIII secolo, ed è una persona che vale la pena conoscere, un grande professore, grande storico, e ciao Marco, un abbraccio grandissimo. E Luigi Casali, la biografia di Federico il Grande, edito da Mursia. Non so se Mursia l'abbia reeditato, ad ogni modo avete un bello spaccato della vita di Federico nel corso della guerra dei 7 anni. Penso che comunque al libraccio, comunque nel mercato del libro usato, si riesca a trovare abbastanza facilmente. Quindi poi c'è un'altra domanda, tranquillo, non mi sono scordato di te. Non credete che la narrazione su Federico il Grande e sul ruolo della Prussia in questa guerra sia condizionata dalle opere di Droysen? Assolutamente sì, assolutamente sì. Carlyle in modo particolare per il mondo anglosassone non è condizionata, è fortissimamente condizionata. La vita di Federico il Grande è un insieme di aneddoti, situazioni che sono basate sulla vita di sulle biografie di questi due personaggi. Addirittura diventa Federico il Grande nel corso dell'Ottocento, diventa un personaggio educativo nei confronti dei fanciulli del nuovo impero tedesco, diventa quasi una sorta di supereroe nazionale che tutto fa, tutto vede, tutto provvede. È chiaro che Carlyle poi lui stesso vede in Federico quasi una figura di superomismo, si può usare questo termine alferiano, antelite, cioè neanche antelite, ma post litteram di Alfieri stesso. E quindi Carlyle addirittura va in Prussia, va a vedere i campi di battaglia, cerca di trarre da quei luoghi un'ispirazione per i suoi scritti. Chiaro che ne dà una visione
eroica, romantica di quello che è stato il personaggio, che è un personaggio che, come abbiamo visto oggi, sia da un punto di vista militare, sia da un punto di vista di statista, è molto più complesso che non questa visione piatta, eroica, che poi la storiografia ottocentesca ci ha lasciato. Un personaggio che, ma anche la stessa iconografia, ha giocato tantissimo. Le opere di Menzel, Röchlin, Knötel, che sono i grandi ritrattisti del mondo militare guglielmino di fine ottocentesco. C'erano queste figure di queste divise belle attillate, momenti di slancio eroici. Cioè Menzel ci fa vedere Federico che suona il flauto al Sanssouci con la sua corte, con tutte le mogli, le zie, le nonne. In realtà a Sanssouci era vietato, l'ingresso alle donne, tanto per dire come fosse, come dire, particolare la sua visione del mondo della vita. Dal punto di vista militare era una bellissima scaricabarile, tra cui aveva, quando vedeva delle situazioni non coerenti col suo volere, non ci metteva né uno né due a scaricare i generali o scaricare la colpa sul fratello. Il fratello minore addirittura si ammalerà dopo essere caduto in disgrazia nei confronti di uno dei due fratelli. Si ammalerà e morirà di dolore per il rifiuto del fratello di perdonarlo per delle mancanze che aveva avuto, tant'è che l'altro fratello farà costruire in un castello che non ricordo più dov'è, ma comunque dalle porte di Berlino, un obelisco a ricordo di tutti i caduti e di tutti i partecipanti generali, chiaramente, alla battaglia, alla guerra dei 7 anni, e il nome di Federico non verrà inciso su questo grande obelisco. Per non parlare del stesso. Ci sono anche delle invidie, tra parentesi, di Federico su Enrico, il fratello che... Enrico, esatto. Tra parentesi, se posso dire, su certi fatti di questa guerra raccontata, ti salvo la pelle, da un certo punto di vista. Sì. Però, cioè, Enrico, e poi il fratello che nella parte finale della guerra inizia a combattere veramente e si dimostra di essere anche un generale capace. È chiaro che è un personaggio complesso che questi due autori che abbiamo citato prima aiutano a appiattire un po' nella loro visione nei confronti del grande pubblico ottocentesco, soprattutto Carlyle per la realtà inglese, perché veramente diventa un libro di grande diffusione, conosciuto in tutto il mondo anglosassone. Bene, detto questo, allora, oltre a ringraziare voi e a ringraziare anche Giovanni per questa meravigliosa disamina, e voi ovviamente per essere stati qua queste 2 orette ad ascoltarci, io vi rinnovo quello che ha detto già Giovanni, cioè mettete like, condividete, iscrivetevi, commentate, tutte insomma cose. Poi, insomma, se YouTube, ecco, avesse la bontà di dare anche a me ogni tanto dei punti hype, che però questa opzione che tra parentesi è spuntata sul mio canale, quindi insomma sarebbe il caso, ecco, di utilizzarla. Insomma, date punti hype, perché questo spinge ovviamente il canale tantissimo. Dopo i punti fragola, i punti hype. Esatto, ecco, quindi facciamo sempre parte di qualche cooperativa alla fine. comunque, ecco, quindi insomma, per favore, veramente, già preparare questa live è frutto di tanto lavoro mio e ovviamente dei relatori che ospito, quindi sicuramente, ecco, crescere anche di visualizzazioni aiuta veramente tanto. Io spero appunto di continuare questa serie sulla guerra dei 7 anni, trovando almeno altri 2 esperti, sia per il fronte caraibico che per il fronte indiano, gli altri fronti caldi, come ho detto inizio live, di questa guerra, e quindi insomma vedremo nei prossimi mesi se appunto riuscirò a completare anche questa serie. La prossima settimana non ci sarà nessuna live, ma andiamo direttamente al 7 novembre. Segnatevi solamente la data, non vi dico chi sarà il relatore e non vi dico neanche quale sarà l'argomento, perché vi voglio lasciare così, con la voglia, ecco, diciamo così, di sapere e immaginare quale sarà l'argomento, il prossimo relatore. Detto questo, a questo punto io di nuovo ringrazio voi e ringrazio Giovanni. Ci vediamo presto alla prossima live, ancora qui su Paresia. Ciao a tutti, grazie. Buonasera Giovanni. A tutti, grazie ancora.